Perfetto, non mi ero preparato assolutamente un cazzo. Ho fatto tutto tardissimo. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Come state? Tutto bene? Buonasera, buonasera ragazzi. Ciao Massi, ciao Vale, ciao Daniele, ciao a tutti ragazzi. Tanti bacetti per voi. Intanto fatemi vedere se penso di sì, ma si senta abbastanza bene. Tra l'altro siamo nell'attesa che entri Andrea. Purtroppo Pietro non sarà dei nostri, però Andrea okay, sì, si sente, perfetto. Andrea non sarà dei nostri, ma dopo entrerà l'eccelso, quindi ci sarà comunque da divertirsi. Ciao Matte, ciao Giovanni, ciao Bazzuzu, ciao a tutti ragazzi, veramente. Tanti baci per voi. Hai ragione Matte, è una settimana importante, molto, molto importante. Ehm, Facendo ovviamente i debiti scongiuri, Bari è una piazza che di norma porta fortuna al Cagliari, o comunque è una piazza in cui il Cagliari ha ottenuto traguardi importanti, perché lo scudetto l'abbiamo vinto in una partita contro il Bari e l'ultimo anno che siamo andati in Serie B l'aritmetica, promozione in Serie A è stata ottenuta proprio contro il Bari, tra l'altro in un Bari-Cagliari 0-3 con, se non sbaglio, ultimo gol di Cerri. Gli altri 2 non me li ricordo, ma sono certo che l'ultimo gol era di Albertone Nazionale. Quindi staremo a vedere. È una partita ostica, anzi è una doppia partita ostica. Io Matte, credimi, in 27 anni di vita e praticamente in 20 anni che seguo il Cagliari, non mi sono mai sentito così teso. Mai, mai. Veramente. A livello di squadra di club mai, proprio mai. La tua ansia comincia domani, giustamente perché oggi è giorno libero, però a me incomincia già da cioè appena finito il fischio finale de Parma Cagliari già era cominciata. Tra l'altro giovedì io finisco di lavorare, quindi io da giovedì sto in ferie e quindi non avrò neanche il lavoro che mi potrà permettere di svagarmi un pochetto, ma ci sta perché voglio godermi quest'ansia appieno. Me la voglio proprio godere quest'ansia. Ma guarda, io non è che creo il fomento, è che il Cagliari l'ha già creato prima che io nascessi il fomento con il Bari, quindi buonasera Patri, un bacione, non essere preoccupato, non essere preoccupato. Intanto ringrazio anche il buon Kevin, a cui mando un grandissimo cuore. Ciao Kevin, un bacione. Io devo andare allo stadio giovedì, che tensione ci sarà. Complimenti, complimenti la Teresa, perché sei una delle poche o uno dei pochi, non so se in realtà sei un maschio, che si è accaparrato i biglietti a quanto pare, perché sta succedendo il panico. Per questi biglietti sta succedendo veramente il panico. Quindi staremo a vedere, staremo a vedere. Grande, grande anche tu Massi che sarai allo stadio. Andateci. Voi che potete, chi ha la possibilità ci vada, assolutamente. Ma ogni tanto YouTube le fa 'ste cose, che ti rifila tra i correlati o tra le cose tra i video per te, video vecchi che non hanno il minimo senso di esistere. Bah, la magia di YouTube, diciamo così. Esatto, io quelli di Parma Cagliari no, ma quelli di Cagliari Parma sì, per forza. Daniele, Daniele tocchi un tasto dolente.
tocchi un tasto dolente perché un mio amico lo sa. È successa una cosa magica, vi spoilerò questa cosa. Tanto non penso ci siano problemi nel parlarne, poi chi sa i fatti me lo scriverà in privato, ma non penso ci siano problemi nel raccontare. Quest'anno ho, tra virgolette, tra miliardi e miliardi di virgolette, rischiato di venire a vedere il Cagliari in Sardegna. Ma rischiato tantissimo, nel senso, biglietto pagato in area hospitality, il problema è comunque l'aereo, l'organizzarsi, l'hotel e tutto quanto, e non sono stato in grado di poter venire a vedere il Cagliari, e l'ultima volta è successo proprio di recente perché è per la partita con il Bari. Grazie ad un mio amico, ci hanno regalato dei biglietti, anzi gli hanno regalato, che lui gentilmente uno lo voleva regalare a me, però non posso perché giovedì ho l'ultimo giorno di lavoro, quindi non mi riuscirei a organizzare bene. Giovedì ho anche praticamente la fine di un trasloco. Un macello, un macello. Voi non avete idea di quanto io abbia rosicato. Voi non avete idea. E quindi purtroppo no, ma mai, mai come quest'anno ho avuto la possibilità di andare a vedere il Cagliari dal vivo in Sardegna. Tra l'altro, ragazzi, è arrivato, lo vedo che sorride. Intanto mi sono abbeverato. Ragazzi, avrete la fortuna di vedere i 2 pelati che tifano Cagliari più belli del mondo. Ciao Teddu. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Scusate per il ritardo, ma ho finito di mangiare pochi minuti fa e a tempo record mi sono collegato, quindi ho Tra fatto il primo. l'altro con la famosissima canotta da bisticcio praticamente. Sì, sì, tra l'altro la canotta di 2 giorni fa, insomma, di post Parma Cagliari, quindi non me la toglierò praticamente, penso, fino alla fine della settimana. Ed è giusto che sia così. Nella speranza che possa portare il Cagliari dove speriamo tutti noi, insomma, non diciamolo troppo ad alta voce. No, assolutamente. Tra l'altro qui proprio commenti a raffica che ti salutano, ovviamente. Babbo Castello è un'istituzione e va salutato. Va assolutamente Io non vedo i salutato. commenti, ragazzi, quindi se non vi saluto personalmente è perché non vedo i commenti, sono collegato dal cellulare, poi eventualmente se Miro li ricondivide, insomma, Sì, bene, assolutamente. bene Guarda, così. ti faccio vedere qua. Ciao Andre, Okay. buonasera Andre. Ciao Andre. Ciao a Buonasera tutti anche al ragazzi. nostro papà preferito, grande Federico. Grande Fede, grande. Buonasera Il a tutti buon ragazzi. Filippo. Ciao Pippo, buonasera. Bene, bene, dai. Non so di che cosa avete parlato in questi 7-8 minuti, insomma, comunque mi collego ora e vediamo, insomma. Allora, Dai. te lo dico perché l'ho detto anche a loro, quindi lo dico anche a te, che mai come quest'anno sono stato vicino molte volte ad andare a vedere il Cagliari in Sardegna, Mm. grazie a un mio amico che riceveva dei biglietti in area hospitality. Il problema è che non ce l'ho mai fatta, perché mi avvertivano troppo prima, non riuscivo a organizzarmi per tempo, e l'ultima volta è successo proprio per la finale dei playoff. Quindi Ah, potevo cavolo. essere a Cagliari a No. vedere Cagliari Bari in area hospitality, però Tra l'altro, considerando il fatto che da quello che ho letto i biglietti sono andati veramente esauriti, spazzolati. spazzolati nel giro di un'ora e mezzo, non lo so, insomma. Anche io avevo ipotizzato con il Vesce di andare perché fai conto, finisce la partita Parma-Cagliari, io mentre stavo registrando il video col cellulare vedo il messaggio di Babbo che mi dice, che c'è un messaggio vocale, poi l'ascolto dopo. Oh, prendi i biglietti dell'aereo, prendi i biglietti allo stadio, andiamolo a vedere. Purtroppo io per motivi lavorativi quel giorno avrei potuto perché ce l'avrò libero il giovedì, ma il problema è che poi l'indomani mattina lavoro tutto il giorno e quindi era infattibile. Io comunque nel dubbio ho detto vabbè, controllo un attimo i biglietti dell'aereo, ma sapevo già che era infattibile, cioè arrivare, guardare la partita e andare via, insomma, sarebbe stata una strippata assurda.
L'avrei fatto volentieri, e poi tra l'altro proprio con l'entusiasmo del Becio, che era da un po' che non sentivo così entusiasta, perché insomma per andare a vedere Pisa Cagliari ho dovuto convincerlo e non poco. Poi alla fine è stato comunque contento di essere venuto, perché era da un po' che mancava allo stadio, eccetera, eccetera. Insomma, sentirlo così entusiasta mi ha fatto specie, perché mi rendo conto di quello che è riuscito a fare Ranieri, e lo abbiamo visto proprio in questo caso specifico con i biglietti spazzolati, cioè una roba Sì. che credo non si vedeva a Cagliari da non so quanto tempo. Tra l'altro credo che su questo argomento voglia dire la sua anche Tommy, che saluto, che vedo che sta commentando. Tommy, se vuoi entrare, io ti giro il link su Telegram, perché non ho WhatsApp aperto, quindi te lo giro su Telegram per entrare. Se vuoi, entra. E prima di leggere anche i commenti, che stanno arrivando veramente tantissimi, ci tenevo a tra virgolette "scusarmi" con l'amico che mi voleva regalare questi biglietti, perché mi ha scritto in privato: "E mi stai facendo sentire in colpa". Non voglio far sentire in colpa te, anzi, No, anzi, cavolo, t'ha fatto, cioè, ti avrebbe fatto comunque un regalo pazzesco, perché assolutamente, assolutamente. però mi rendo Quindi conto anche che poi per un discorso organizzativo, sai, con tempi stretti, esatto, non è semplice, anche perché appunto la Sardegna, essendo un'isola, non dobbiamo dimenticarcelo, comunque per organizzarsi e per andare a vederle, cioè insomma, generalmente qualche giorno magari in più ci vuole, ecco, per organizzarsi, quindi non è sì, semplice. per niente, per niente. Però io ti chiedo, come stai Vai. vivendo questo percorso che ci porterà giovedì? Beh, lo sto vivendo nella maniera giusta, nel senso che, come dicevo prima, c'è sicuramente tanto entusiasmo e tanta fiducia, come non ne sentivo da tempo. E al di là del fatto che ovviamente, certo, sento il peso, no, da tifoso, dell'importanza dell'appuntamento, del doppio appuntamento che ci aspetta giovedì e domenica, perché insomma giocarsi comunque la Serie A è sempre qualcosa di bello emozionante, insomma, e l'abbiamo già vissuto in anni passati, l'ho già vissuto in particolar modo non tanto nell'anno in cui c'era Rastelli, che quella è stata comunque un'annata abbastanza in scioltezza per il Cagliari, ma io più che altro mi ricordo l'anno in cui venimmo in Serie A con Re in panchina, e dove si fece un giro di ritorno pazzesco, perché nel giro d'andata, un po' simile a questo, no? Avevamo Ventura con una Sì, squadra che aveva delle grossissime potenzialità, basta ricordare insomma che avevamo un certo Gianfranco Zola, e ho detto tutto, però nonostante questo non si esprimeva al meglio. Poi è arrivato Reia, appunto alla fine del girone di andata, inizio girone di ritorno, quindi sembra che ci siano queste similitudini, facemmo una cavalcata pazzesca, e nell'ultima partita, me lo ricordo bene, contro la Salernitana in casa, vincemmo 3-0 con, mi pare, anche gol di Suazzo, gol di Esposito e quant'altro. Insomma, ecco, lì veramente c'era un entusiasmo pazzesco, e mi sembra di rivedere quel tipo di entusiasmo. È proprio quello il riferimento che facevo prima, no? Dell'entusiasmo. Ovviamente questo per far capire proprio la portata di quello che è riuscito a fare Ranieri in pochi mesi. Quindi la sto vivendo con entusiasmo, con fiducia, sicuramente con la consapevolezza che non sarà facile, perché giocarsi la partita di ritorno a Bari con 50.000 e passa cristiani che ci urleranno contro e quant'altro non sarà semplice, però per giovedì sono fiducioso, soprattutto mi auguro che Ranieri imbrocchi subito la formazione. Bisogna evitare di commettere l'errore che abbiamo fatto contro il Parma, perché non possiamo pensare di poter rifare un miracolo come quello che è avvenuto appunto martedì scorso, nel senso, grande Ale è il mio collega grazie mille Ale. No, dicevo, il miracolo che è avvenuto martedì scorso all'Unipoldomus è qualcosa di unico e secondo me di irripetibile, per cui spero che Claudio imbrocchi subito la formazione titolare e cambi ovviamente nel secondo tempo, e si riesca a vincere, mi augurerei, con almeno 2 gol di scarto. Ovviamente non sto dicendo che sarà semplice, però per andare a Bari con quella forza, diciamo, del risultato, un paio di gol di scarto sarebbe chiaramente il top. Poi se si vince anche 2-1 va bene lo stesso, perché hai comunque sempre i 2 risultati su 3, però a Bari non sarà per nulla semplice. Però sono fiducioso, dai, sono ottimista, sono fiducioso, e poi vediamo, il campo è giudice supremo e speriamo bene.
Ti posso dire una cosa proprio in risposta a quello che hai detto tu, che io avrei il terrore di vincere la gara di andata con 2 gol di scarto, perché credo che arriverebbe un Cagliari forse troppo compassato rispetto ad una vittoria con un gol di scarto, perché, ehm, nella partita di ritorno col Parma, per i primi 75 minuti praticamente, sembrava che la squadra che si dovesse qualificare e che dovesse ribaltare il risultato era il Cagliari e non il Parma. Indice Certo. anche di uno schieramento tattico che secondo me in quella partita è stato perfetto da parte di Ranieri. Assolutamente. No, no, Non allora, condivido il tuo ragionamento, cioè anche la tua visione è assolutamente corretta. Io ovviamente faccio soltanto il ragionamento rispetto al fatto che se quel tiro di Bonnì fosse entrato, oggi noi non staremmo facendo una live per parlare di Cagliari Bari, Bari Cagliari, ma staremmo ragionando di una live in cui, ok, facciamo complimenti a Ranieri perché li avremmo fatti comunque sicuramente, però probabilmente non staremo parlando di questo perché il Cagliari, pur giocando benissimo, e come hai detto tu giustamente, sembrava più il Cagliari che doveva trovare il gol dell'1-0 piuttosto che il Parma, però ha comunque rischiato in quella situazione in particolare, insomma, quella traversa, riga traversa fuori è stata emblematica, insomma. Adesso possiamo dire veramente che sembrava che le divinità del calcio ci volessero comunque in finale, perché quando quel tiro non va dentro, insomma, capito? Però è chiaro che se subisci quel gol si fa dura, perché il Parma si mette dietro, spariscono magari i palloni, perché ci sta, ragazzi, ma non è una critica al Parma, è una cosa normalissima, c'è una posta in palio talmente elevata che è evidente che negli ultimi 10-15 minuti il Parma fa di tutto e di più per impedire al Cagliari di trovare il pareggio. Per cui è vero, sì, sicuramente il fatto di essere un gol sopra e basta ci ha permesso magari di andare là con la giusta mentalità, sono d'accordo, però io dico soltanto una cosa, la garanzia per questo Cagliari è Claudio Ranieri, cioè la sicuro. preparazione a livello mentale della sfida, del giusto atteggiamento è Claudio Ranieri, quindi vincendo anche con due gol di scarto io mi sento, tra virgolette, in una botte di ferro perché ho uno che in panchina di esperienza non ne ha tanta, di più. Questo è. Quindi faccio questo ragionamento. Ci è andata bene contro il Parma, non vorrei giocare con il fuoco, quindi se possibile io preferirei vincere con 2 gol di scarto. Poi ripeto, se si vince con un gol di scarto va bene lo stesso, sicuramente l'importante sarà far valere il fattore casa, questo è ovvio. È chiaro che con 2 gol di scarto hai più margine di manovra per la seconda partita, quindi quello Sì, potrebbe perché essere un comunque pro. ragazzi, intendiamoci, cioè il Bari che ha giocato contro il Suttirol, ad esempio, che aveva soltanto un gol e basta da dover recuperare, era un Bari tutto praticamente nella metà campo del Suttirol e quindi io penso ad esempio con giocatori veloci come Lovumbo, ad esempio, se tu comunque hai una squadra che ti attacca, strombattute eccetera, con Lovumbo magari con un giocatore veloce puoi appunto sfruttare quegli spazi e riesci magari per puro caso ad avere la fortuna come era successo nel caso del Sudtirol, che poi non ne ha approfittato di essere in superiorità numerica, io sono convinto che una squadra come il Cagliari a Bari in quella situazione ne approfitta, non si abbassa ma ne approfitta. Ok? Quindi nel senso faccio questo ragionamento, però ripeto, in ogni caso sicuramente andrebbe bene anche lo stesso vincere con un gol di scarto. Cioè, se mi dicono che questo è sinonimo di un Cagliari che rimane con la testa giusta, concentrato perché sa che l'equilibrio è minimo, cioè basta che il Bari faccia un gol e siamo fuori, lo accetto lo stesso, ovviamente con la sofferenza che dovremmo patire tutti noi tifosi del Cagliari, perché a me, io non so te, Miro, chiedo a te, ma a me sabato pareva di aver giocato, cioè credimi, è stata una sofferenza assurda. Poi quel momento che ti dicevo prima di Bonni è stato un momento in cui mi hanno rianimato, cioè come se mi avessero fatto l'elettroshock, il cuore si era fermato e poi è ripartito, cioè una roba veramente da infarto. Io quando ho detto che stavo per subire un infarto, stavo per infartare, non stavo scherzando, perché è stata una serata veramente assurda. Io non so te, No, ma calcola che io, sabato era un compleanno, precisamente a Formello, nota località per dei campi chiaro? della Lazio, Assolutamente. avevo il compleanno della migliore amica della mia ragazza, me la stavo guardando dal telefono e Mm. quando ho cominciato già dalle
no, dalle 6 di pomeriggio a buttare giù spritz per cercare di alleviare un po' l'ansia. E arrivato alla partita penso che al gol, non gol di Bonnin, credo di aver fatto come Caressa con Trezeguet, aver cominciato a strillare: "Non è gol, non è gol, non è gol". Quindi No, io guardavo i replay e dicevo, tra l'altro, perché ignoravo una cosa assurda, no? Perché poi effettivamente durante il campionato ignoravo il fatto che non ci fosse la goal line technology, no? L'ho scoperto dopo perché per motivi cazzata economici, immane. cazzata in mano, no? Però lì per lì, ignorandolo, quando Orsato ha detto che era entrato, cioè quando Orsato ha convalidato, ho detto vabbè, è gol, perché per me c'era la goal line technology. Poi vedevo i replay e dicevo, ma dove cazzo è entrata sta palla? Ma a me sembra riga piena. A me sembra riga piena. E io gli dicevo, ma come cazzo? Ma qui c'è l'errore, per forza c'è un errore. Poi quando ho visto Orsato, che prima parlava con Ranieri, non capivo bene di cosa stesse parlando, cioè teneva Ranieri fra le braccia, sembrava che lo stesse consolando, non so per quale motivo, invece gli stava spiegando chissà che cosa, forse perché c'era un giocatore del Parma a terra e magari il Cagliari si era fermato, non lo so. Poi quando ho visto che, ah no, però c'è un check del VAR, ho detto, ecco, e sarà il caso, perché questo non è mai entrata, non è mai entrata, è Esatto. impossibile che sia entrata. Cioè, ti giuro, veramente, è stato un minuto e mezzo, un minuto e mezzo più lungo della mia vita. Ho detto, ma come cazzo è entrata? Ma come cazzo è possibile? Non è gol questo. Assurdo, veramente assurdo. Intanto mando un bacione a Emanuele e l'Eccelso mi chiede di mandare il link e giustamente ha ragione. E mo glielo giro e volevo aprire con te un discorso appena finisco di inviare il link all'Eccelso Vai, vai. che è inerente alla partita che hai citato prima, quella del Bari contro il Südtirol. Secondo me c'è da fare un piccolo preambolo, perché noi sicuramente andremo ad affrontare il Bari che, tutti adesso parlano del Cagliari, ma è cosa nota che è stato il Bari a ricevere molti favori arbitrali, ma non è su quello che mi voglio fossilizzare. Ehm, io non ho visto la partita, tu l'hai vista? Bari-Südtirol? Allora, fai conto che eravamo in live con Matti perché abbiamo fatto la live Okay. venerdì. Io avevo lo schermo del TV alla mia destra, quindi ogni tanto, cioè il primo tempo me lo sono visto tutto perché la live è iniziata alle 9:30. Il secondo tempo intravedevo qualcosa, però a dirti che l'ho vista, insomma, cioè il secondo tempo non l'ho proprio visto. Il primo tempo un pochino meglio, sì. Intanto è entrato l'Eccelso, ma lo faccio aspettare un po' per il nome che ha messo, perché è giusto che sia così. Poi lo vedrete e Ok. io ti vo io ho visto gli highlights, parto da questo piccolo presupposto e io penso che il Bari abbia vinto perché sostanzialmente il Südtirol ha deciso di rinunciare a giocare, perché con un uomo in più e il vantaggio di un gol, tu non puoi andare al San Nicola e fare quel tipo di partita. Quindi questo mi pone su una situazione in cui sono fiducioso perché penso che la mia squadra possa tranquillamente affrontare una squadra che fa quel gioco del Bari, ma allo stesso tempo mi preoccupa perché dico: "Questi alla minima cazzata ci purgano." Alla minima. Allora, nel senso, a parte che ogni partita nostra è a sé, Miro, nel senso, quindi Certo. può anche capitare la serata o le serate in cui ci provi 7-8 volte e il pallone non entra. Nel primo tempo ti dico, il Bari comunque ha avuto 2-3 opportunità, nonostante la difesa schierata del Sottirolo, nonostante fossero tutti dietro, e le ha avute, perché Khedira nel primo tempo ha avuto una grandissima occasione dove si è girato all'interno dell'area di rigore ed è uscita per centimetri. Altre due situazioni di Esposito e un altro giocatore che in questo momento non ricordo. Quindi in realtà il Bari ha avuto le sue opportunità già nel primo tempo. Nel secondo tempo non commento perché, ripeto, ero più concentrato sulla live con Mattia e ho visto soltanto quando ha segnato perché ho visto tutti che andavano a esultare, per cui insomma eccolo lì, eccolo là, col nome che la dice lunga. E quindi niente, secondo me in realtà questo ragionamento vale fino a un certo punto, cioè semplicemente per il fatto che ogni partita ha una storia a sé e per il fatto che alla fine conterà comunque la concentrazione che ci metteremo, l'attenzione e poi, intendiamoci, la fortuna, perché comunque ribadisco, quando arrivi a giocarti i playoff, questo mini torneo che alla fine per il Cagliari sono 5 partite, saranno 5 partite,
e quindi sarà la squadra che avrà giocato di più da questo punto di vista rispetto a tutte le altre, è chiaro che il fattore fortuna inciderà, sarà comunque un elemento che andrà ad incidere, perché comunque la stanchezza del Cagliari è normale che la inizierà a sentire, perché fino a prova contraria ha giocato comunque più partite rispetto al Bari, di conseguenza è ovvio naturalmente che l'aspetto fortuna inciderà. Però mi affido, come ho già detto, non soltanto alla buona sorte, perché non possiamo chiaramente limitarci a questo, ma anche ad un atteggiamento a livello di squadra, quindi non soltanto difensivo, che possa essere quello giusto per fronteggiare il Bari. Ricordo che comunque nella partita di campionato in cui concludo, Bari-Cagliari, noi le avevamo comunque messi in grossa difficoltà, nel senso che avevamo sostanzialmente speculato sul gol del vantaggio di Lapadula arrivato fin da subito. Però il Bari non mi sembra che abbia creato grossi grattacapi al Cagliari, a parte un colpo di testa di Khedira. Se non fa la cavolata Makumbu concedendo il rigore, l'ultima cavolata di Makumbu concessa perché poi dopo Makumbu è stato sempre uno dei migliori in campo, il Bari quella partita non la pareggia, insomma. Esatto. Tra l'altro facciamo commentare all'Eccelso, che l'ha già commentata su Instagram questa notizia. Prego. Dici, lo leggi il commento tanto? Ah sì, certo, no, beh, appunto, se qualora dovesse essere vero, prometto di andare il prossimo anno a Stura, sperando di incontrarli in campionato, voglio andargli a sturare i cessi, cioè letteralmente, voglio andare lì, non mi guardo neanche la partita, me la guardo da fuori lo stadio perché in quello stadio non ci voglio entrare, voglio andare solo nei cessi dello stadio, va bene? Prima tipo mi prendo 2 sacchetti di prugne secche e vado in quei cessi, cioè voglio veramente intasarli, fare una roba veramente oscena, ma è da fare assolutamente. C'è Pietro che è in vena di consigli per Mattia. E io sono d'accordo, mi trovo particolarmente d'accordo. Certo, anch'io. È quello il bello. Poi veniamo a questa fragranza, no? Io che l'ho sempre difeso a spada tratta, l'Eccelso che diceva no, è uno scarpone, ma adesso tutti sul carro di Makumbu. Allora. Ma com'è? Allora, ci sono da dire diverse cose. Esatto. Cosa cazzo vuoi dire? Dai, ci sono dimmi. da dire diverse cose. E poi abbiamo una stoccata per solo Mondo Calcio. Un dissing in diretta. Ci sto. Ok? No, serio, che ho pensato. Okay. Che ho pensato prima vedendo la sua storia su cui non sono d'accordo. Okay. Però... Allora, Eccelso chiedi scusa, sì, effettivamente è vero, cioè nel senso, l'ho chiesto e ho riconosciuto pubblicamente i miei errori, però c'è da dire un però, cioè io rimango, il punto fondamentale del mio discorso era che lui non fosse un regista e per me non lo rimane tuttora, cioè se questo giocatore quello è ovvio. Viene messo Mezzala, io sono rimasto quando l'ha spostato Mezzala sia col Parma, non mi ricordo se all'andato anche all'andata anche col Parma l'aveva spostato Mezzala poi, sì. Madonna, ma un giocatore allucinante, poi è migliorato in fase difensiva veramente, ma è dappertutto, una cosa clamorosa, secondo me, cioè io magari ho preso un abbaglio, sarà, però a inizio anno a me non sembrava così, non sembrava assolutamente così. Questo perché non capisci un cazzo di calcio e piuttosto che guardare partite preferisci andare a fare corsi di quella lingua di merda di un popolo inutile. Vero, bravo. Ecco, diciamo le cose come stanno. Senti, allora la posso tirare la stoccata? Vai, tirala. Se no poi ce ne scordiamo. Allora, io una cosa non sono pienamente d'accordo. Cioè, questa cosa dell'indignarsi perché in uno stadio dove ci sono 16.000 posti, un prefabbricato di merda, si va sold out in pochissimo perché ci vanno gli occasionali. Ma scusate, allora, primo, non è detto che tutti abbiano le possibilità economiche per farsi un abbonamento per andare tutte le partite. Primo punto. Secondo punto, la Sardegna come opportunità lavorative è quello che è, quindi tanti sardi se ne sono andati in giro per l'Italia, chiaramente non possono andare ogni weekend a vedersi la partita. Scusa se per la finale di playoff nella partita più importante della stagione vengono da tutta Italia a vedersi la partita, cioè c'è poco da indignarsi. Il punto del discorso è un altro, che non abbiamo uno stadio e dovremmo avere uno stadio con 30.000 posti almeno, che quando ci sono partite importanti è così, perché è inutile indignarsi gli occasionali, ma occasionali cosa? Sì, sono polemiche inutili assolutamente, perché non è che chi appunto viene dall'Italia, tipo me, tipo Miro, tipo Matti, nel senso è meno tifoso degli altri, cioè siamo tutti tifosi allo stesso identico livello, poi per scelte, come hai detto te, economiche, a livello logistico, eccetera,
si fa quel che si può. Se appunto uno si è riuscito a organizzare, io l'ho detto all'inizio quando mi sono collegato, se io avessi potuto ci sarei andato, mi sarei messo io oggi dalle 4 quando erano disponibili i biglietti e aver preso il biglietto per me, per il Vescio e addirittura per il mio nipote, perché appunto il Vescio voleva fare la pazzia di portare mio nipote, nel senso, quindi, cioè, siamo meno tifosi? No, direi di no, per cui insomma la polemica assolutamente inutile, sono d'accordo. Il problema nasce dal fatto che abbiamo 16.000 posti e basta, cioè nel senso, è tutto lì. Secondo me è più affrontabile come discorso quando, per esempio, il Cagliari nella stagione 2019-2020, visto che andava bene in Serie A, si era visto all'improvviso lo stadio riempirsi. Lì secondo me si tratta più di magari un tifoso occasionale che va lì allo stadio per dire tifo Cagliari. Sì, ma sì e no anche lì, cioè nel Sì, senso... No, lì sì, Matti, dai, su. Lì Miro, sì. però scusami, ma te come fai a sapere se la singola, cioè nel senso, allora, bisognerebbe chiedere alla singola persona che è entrata, che va allo stadio, anzi bisognerebbe indagare sulla singola persona e andare a vedere se eventualmente su Instagram mette i post sull'Inter piuttosto che su altre squadre. Ma basta fare una media spettatori, è quello il fatto. No, ma non è quello, cioè il fatto non è secondo me legato a quello. me è sempre legato, cioè che la Sardegna sia piena di gente che comunque magari può tifare Cagliari perché si sente un senso di appartenenza, ma poi in realtà tifa un'altra squadra, quello sì, cioè lo sappiamo, boom. Quello Ma è. anche qui, se la squadra va bene in Serie A, è ovvio che anche un tifoso, anche io, se magari vedo la squadra che va di merda, io volevo andarmi a vedere la trasferta a Genova, per fortuna non sono andato, che fu una partitaccia, perché la squadra veniva da un periodaccio, ma non sono un occasionale, sono uno che anche lì, cioè, gestisce come certo, ma è come quando sono andato io a vedere la Pisa, se non fosse stato comunque in un momento in cui il Cagliari, bene o male, comunque andava bene, non mi sarei andato a vedere la partita, lo ammetto tranquillamente, e nonostante questo io comunque tutti i sabati, le domeniche, mercoledì, martedì la partita me la guardo, a soffrire, a incazzarmi, a imprecare o a gioire ci sto sempre, cioè non è che uno deve fare dei ragionamenti appunto in funzione di tutte le situazioni. Secondo me questa polemica veramente è fine a se stessa. Niente, Tommy, devi venire per forza in live perché da solo non ce la faccio a reggere il confronto. 1 contro 2 e impari la situazione, quindi sbrigate con sta connessione, vieni in live. Vabbè, ognuno può avere la sua opinione, ovviamente. Certo, è quello il bello. E quella di Matti è giusta, però nel senso, cioè, visto che appunto mi ci ritrovo, no? Mi ci rivedo in una situazione simile. Passando, sì. Però per Macumbu ritroverei anche questo commento molto azzeccato, perché effettivamente penso che mai come questo periodo si può parlare di un Nandez ritrovato, perché quello che abbiamo visto nella prima parte di campionato era l'ombra del Nandez che conoscevamo, adesso è ritornato effettivamente El Leon. E io vi chiedo a tutti e due, il suo dinamismo, la sua cattiveria agonistica potrebbe essere uno degli assi nella manica del Cagliari? Perlomeno nella sua zona di campo. Beh, certo, sicuramente. Cioè, se Nandez fa il Nandez è ovvio che è un'arma per il Cagliari, cioè, indubbiamente. A livello di dinamismo, ma a livello anche comunque di leadership, a livello caratteriale, insomma, è uno che secondo me sta emergendo in maniera particolare, come tutti, però proprio l'aspetto caratteriale. No? Abbiamo sempre detto la garra di Nandez, però tante volte no? la corsa, delle volte era una corsa fino a se stessa. Io vedo un Nandez che in queste partite sta correndo tanto, ma sta correndo anche meglio. Cioè, nel senso, si torna al solito discorso, mi sembra che Ranieri da questo punto di vista abbia inciso e anche tanto. Quindi se nella prima parte di stagione era un Nandez che non riconoscevamo, è forse perché in panchina non avevamo chi insomma sapeva motivarlo e sapeva chiaramente metterlo nelle condizioni di rendere al meglio, insomma. Esatto. E poi ovviamente dobbiamo anche complimentarci con Sara perché sicuramente lei ha meriti importanti da questo punto di vista sul fatto che Nandez sia rimasto a Cagliari, cioè lo sappiamo perfettamente che quella motivazione lì ha inciso. Tra l'altro ha un cognome che è spettacolare per essere sarda, quindi no, vabbè, ma nel senso, quello si sapeva, cioè nel senso, alla fine quando l'anno scorso in estate dicevamo ma sembrerebbe rimanere,
Questa, ragazzi, ha dei poteri, cioè dei poteri super, cioè nel senso, capito? Altro che 1,5 milioni, cioè questa ha proprio dei poteri clamorosi. Sì, sì. Quindi tira più un pelo di Nandez che un carro di fica, come si suol dire. Esatto. Potremmo ricrearlo in questa maniera, sì. Invece l'Eccelso che sensazioni ha? Su Nandez, ma Nandez, Nandez sta facendo dei playoff importanti. Secondo me la doppia vittoria col Parma paradossalmente è quasi più, cioè Luvumbo chiaramente fa tanto, però quando non hai nessuna inerzia positiva sotto 2-0 in una partita dove sino a quel momento non hai praticamente mai tirato in porta, uno che ha la voglia di andare a credere su quel pallone, passare davanti al difensore, metterla dentro, poi chiaro, lì cioè, i meriti vanno a Luvumbo, però secondo me Nandez veramente, se ci troviamo adesso, quell'azione è stata fondamentale. Però cioè, io continuo a non ritenere, cioè, nelle ultime partite anche di stagione regolamentare ha giocato bene, giocato bene da giocatore che può essere titolare in un Cagliari, in questo Cagliari qui. Però insomma le aspettative per me iniziano erano altre. Sicuramente. Non mi fa... cioè, poi io voglio ben sperare che in finale decida lui da solo le sorti e saremo qua chiaramente infatuati da quel momento, ma le aspettative erano altre. Decisamente. Tra l'altro qui un commento che è molto filo Eccelso. Grande! A me continua a stare sul cazzo Bonato perché vabbè, cose mie. Cioè, c'ha il carisma di un comodino, dai. E questo lo dici tu, caro Miro. Ma tu che l'hai visto dal vivo, respira effettivamente? Non è che respira, hai visto la foto che metto sempre? Quella lui Sì. con le mani così. Lui è così, cioè ci sono ste signore che lo prendevano e lui faceva così. Cioè, lui è Cristiano Ronaldo, hai capito? Il nostro Cristiano Ronaldo. Se noi siamo in finale, tra l'altro appunto ho fatto un video Gazer di 59 secondi che piazzerò prima della partita e ovviamente c'è anche la foto dell'inserimento del buon Bonato, perché non era un elemento... Io però, tra l'altro saluto il buon Giorgio, che anche lui ci ricorda dei 500 salernitani che saranno a Bari per cucurrarci quanto più possibile e non ci riusciranno, perché noi abbiamo un giocatore che farà la differenza ed è un giocatore che nessuno si aspettava, che è Nicolas Viola. Ragazzi, cosa cazzo sta facendo Viola in queste partite? Cioè, calcolando che il suo apporto fino adesso è stato 0, perché a parte il gol su punizione in Coppa Italia contro il Perugia e quello contro il Südtirol non ha fatto nient'altro, ma il rendimento che secondo me ha avuto in queste 3 gare di playoff è inestimabile, forse il migliore vedendo da dove è partito. Sì, perché di Luvumbo si sapeva. Le donazioni in privato a Miro! Ma magari. Allora, sicuramente abbiamo riconosciuto anche nella live che abbiamo fatto da Mattia venerdì che quando è entrato martedì scorso e anche comunque quando, vabbè, a parte mi ha fatto strappare Viola che dopo 10 minuti che è entrato aveva già i crampi, però nel senso sì, è vero, esatto. Vabbè, ma quello è tatticismo, cioè giustamente devo perdere tempo, però mi ha fatto schiattare, è entrato 10 minuti fa e questo già con i crampi, vabbè. A parte questo, effettivamente è entrato nel modo giusto e sta facendo quello che può fare e credo che Ranieri lo stia utilizzando per quello che può dare, perché oggettivamente non penso che possa dare solo mondo biglietti. Gliel'ho cambiato Buonasera. io il nome. Buonasera. Okay. Fantastico. Buonasera. Comunque il nome. Fantastico. Mi avete convocato in questo big match pre Bari. Mi sono sentito attaccato, offeso nel personale proprio. Se vuoi rispondere, Tommy, ti lascio tranquillamente. Anche perché devo prendere confidenza che sono un mese senza fare niente. Allora,
innanzitutto non era un attacco rivolto a chi, che poi tra l'altro mi hanno pure commentato alcuni dicendo io vengo da Milano e tifo Cagliari, volevo tanto andare, ho speso 200 euro di bigliettieri, ma cioè io non sto criticando questi, sto criticando quelli che sono in Sardegna e rompono il cazzo a chi c'è stato da sempre. Cioè semplicemente magari tifosi dell'Inter, della Juve, del Milan, di questo e di quest'altro che stanno andando lì solamente per l'evento, non neanche per la partita, per l'evento. Perché Cagliari Bari sapere che sono la stragrande maggioranza che hanno intasato, cioè perché è ovvio, perché lo dicono i numeri, semplicemente l'Unipol Domus difficilmente questa stagione in Serie B ha avuto il sold out, a parte l'ultima parte della stagione, dove il Cagliari si è ripreso grazie a Ranieri. Tu guarda la prima parte della stagione con Liverani, non mi sembra che il Cagliari abbia avuto così tanti... Vabbè, ma scusami, anche l'entusiasmo comunque vuole la tua parte, Tommy, cioè si fa il ragionamento di prima. Io l'ho detto prima, io sono andato in trasferta a vedere Pisa-Cagliari e lo ammetto tranquillamente, non andrei a vedere la partita del Cagliari anche se ce l'avessi a 10 minuti, se appunto vivesse un momento comunque critico, difficilmente ci andrei. Cioè me la guardo a casa perché sono tifoso, quindi il sostegno e tutto il resto non manca, però se devo spendere X euro per un biglietto del treno piuttosto che per la benzina, 20 euro quelli che sono per il biglietto dello stadio, cioè sono valutazioni che uno comunque fa. Quindi non penso che questo ragionamento, concludo, non penso che questo ragionamento sia equivalente a dire che sicuramente, poi ci sta che ci siano anche queste persone. Io non sto dicendo di no, però a essere così sicuri da dire sono tutti quelli che tifano Inter, Milan e quant'altro e ora perché c'è l'evento ci vanno, mi sembra un po' esagerato, ecco, tutto lì. Non lo so, io la vivo così, sarà perché sono qua, sarà per tantissime altre cose, io la vivo in questo modo e sono andato proprio così diretto perché lo so che tanti sono andati unicamente per la partita, cioè semplicemente per tutta quanta la stagione snobbano il Cagliari e non guardano magari neanche una partita del Cagliari e poi si presentano unicamente per quella partita, ma magari anche non per questioni calcistiche, capito? È normale che un evento come il calcio dopo la partita provochi una sorta di dopo partita che può essere un divertimento fuori dallo stadio ovunque, cioè esempio gli europei con l'Italia. Non penso sia stato un evento solamente calcistico, e così lo sarà anche per Cagliari. Il punto sulla cosa, perché poi ho letto diversi, al di là del tuo videace, ho letto diversi commenti, cioè il punto dell'incazzamento non deve essere il fatto che tanta gente ci va, perché il Cagliari deve sperare di avere quel richiamo. Non è quello. Ma il problema, cioè il punto non è il fatto che la gente va a vedere il Cagliari, il problema è che la gente non può andare perché lo stadio è piccolo, perché lo stadio fa schifo ed è da quanti anni che abbiamo sto stadio qui. Cioè, secondo me il problema è proprio dalla parte opposta. Allora, il problema è anche quello, infatti. Infatti, il problema è anche il fatto che noi abbiamo ancora a disposizione uno stadio provvisorio da 16.000 posti, che quello l'abbiamo detto sempre in live, siamo 2 anni forse che ripetiamo sempre la solita storia sullo stadio e siamo sempre stati i primi sotto questo punto di vista a ribattere su questa cosa. Specialmente, vabbè, Matti, tu che ci sei venuto, hai visto in che condizione è lo stadio, una cosa imbarazzante. Appunto. Ma infatti deve essere proprio per questi eventi, visto che in questo momento qua in Serie B è difficile che il Cagliari sarebbe riuscito addirittura a non andare ai playoff, poi questo assolutamente grazie a Ranieri, perché con Liverani non penso sarebbe stato possibile. Direi di no. No, noi facevamo il play-out. Vabbè, che comunque era sempre spettacolo, nelle case di Giulini.
No, beh, comunque, appunto per quello abbiamo raggiunto i playoff. L'anno prossimo, adesso toccatevi sotto. L'anno prossimo in Serie A ci saranno comunque certe partite, in caso andassimo, ci saranno certe partite. E comunque una tifoseria come il Cagliari non può avere 16.000 posti, e su questo ci siamo. Ma il mio discorso è che semplicemente certe persone, a mio modo di vedere, stanno andando lì non per tifare il Cagliari come dovrebbero tifare, e di questo ne sono certo al 100%. Al 100%. Non sono tifosi, e a me dà fastidio questa cosa. Può essere anche una sorta di mi rode il culo, che ci sta, raga. Per me No, ci allora, sta. Tommy, se te hai la certezza assoluta per, non lo so, fonti perché sai che ci va certezza assoluta al 100% no, nel non si ha senso, nel mai, momento in cui te hai la certezza quasi, diciamo, quasi assoluta, mettiamola così, al 99,9%, che ci sarà una forte presenza di questa gente, io posso capire il tuo rodimento di culo, assolutamente sì. Nel senso, il ragionamento che fai ha un senso da questo punto di vista. Io quello che dicevo è, cioè la certezza assoluta non ce l'ho e quindi non mi sembra giusto etichettare magari qualcuno che non è mai andato a vedere il Cagliari allo stadio in casa, etichettarlo come occasionale o quant'altro, quando magari invece è semplicemente un tifoso del Cagliari che se le guardate tranquillamente alla televisione e magari dice ok, è la finale, voglio esserci perché chiaramente, certo, la partita è una delle due partite che può essere decisiva, me la voglio gustare appunto dallo stadio. Come ho detto prima, se io avessi potuto, mi fossi riuscito a organizzare, ci sarei andato. Per questo motivo sono un occasionale, non credo insomma di esserlo e non penso che come me tanti altri che stiano in Sardegna o che stiano appunto da altre parti d'Italia lo siano. Poi se ci sono appunto queste persone, anche a me me ne dispiaccio da questo punto di vista perché avrei sicuramente preferito che venisse data, come ha scritto qualcuno prima nei commenti, magari la prelazione a chi è andato appunto allo stadio in queste partite. Quello sicuramente, cioè se appunto devo fare una scelta, però dato che non so chi è che ci andrà e chi non ci andrà, io mi auguro che comunque ci sia il tifo, il supporto da parte di tutti, perché poi alla fine, come abbiamo riconosciuto soprattutto in Cagliari Parma, l'Unipol Domus, al di là dei 16.000 posti che sono pochi eccetera, è stato un fattore martedì scorso perché ha trascinato appunto la squadra in quella che è stata un'impresa sportiva, un miracolo insomma, visto come si erano messe le cose alla fine del primo tempo. Quindi per me conta quello, conta che effettivamente il pubblico sia il 12° uomo in campo. Poi se c'è Pippo, c'è Pluto, c'è esatto, chiunque, certo, quello senso, sì, mi importa il giusto, capito? certo, ma sì, ma cioè, su quello sono assolutamente d'accordo. Il discorso poi dei 25.000 posti l'abbiamo fatto. Io la vedo così, io non ho la certezza al 100% assolutamente, perché come ti ho detto non si può mai avere la certezza totale, però sono convinto perché in curva ci vado, poi ogni caso è soggettivo, io ovviamente sono andato diretto così ed è forse pochissime volte che vado diretto così ad attaccare una fetta che sembra non essere larga, però effettivamente è larga di tifosi. E difficilmente, ripeto, vado così proprio a tagliare netto, però penso che questo sia soprattutto in curva poi. A me dà fastidio questo, che in curva nord ci sia gente che effettivamente, perché ogni settore è dedicato, ad esempio, i distinti sono dedicati bene o male alle famiglie, stessa cosa curva sud, magari un posto più tranquillo. In curva nord, se vedo gli ultras e a fianco c'è qualcuno col telefonino che fa la storiella semplicemente per dire sono a fianco agli ultras e poi non fa un cacchio per 90 minuti, è quello il discorso. Casa. Per me. E poi
ti ripeto, ogni caso è soggettivo e io ovviamente non è che attacco ogni singola persona, perché ogni singola persona ha la sua storia. Nel tuo caso sei fuori dalla Sardegna, ma quando ti ho visto diverse partite sei sempre andato a vederla in trasferta, quindi non è un problema, cioè ogni caso è soggettivo, io non attacco la singola persona, ma attacco il collettivo, perché penso che questo collettivo riguardi una larga fetta di tifosi che in questo momento qua, cioè, a me rode, perché bisogna dirlo, che a me rode il fatto che in un'ora e mezza non abbia trovato biglietti, ero a fare la fila per i biglietti, 10.000 persone prima di me, aspetto un'ora e mezza e poi alla fine sono riuscito a prendere i biglietti, ci sta. Però siccome me l'hanno detto, vabbè, perché ho comunque miei amici che vanno sempre in curva, io purtroppo col Venezia e col Parma non c'ero, ma l'avevo detto anche nel video che adesso da oggi Tommy Paracolo non fa i nomi, ma non devo fare nomi, io non ho fatto nomi perché non mi riferisco. Tommy non sniccia. Io non snitcho e vi dirò di più che i nomi, magari io mi riferisco anche a certe persone che però non c'entrano un cazzo col contesto di YouTube. Cioè il mio era un attacco riferito magari a persone anche che conosco, ma che non conosco qua su YouTube. Infatti, cioè, l'avevo percepito che non fosse riferito. Certo, ma certo, l'avevi come Andrea Mereu e Miro? Ah sì? Ah, quindi adesso è uscita la coda di paglia di Tommaso. Ce l'aveva con me Miro e Andrea Mereu. Ora è tutto chiaro. È per questo che poi sono entrato, per un confronto proprio 3 contro 1 per affrontarvi. Perché io ormai, guarda, dopo un mese in cui non ho fatto più video, mi stavo preparando per questo confronto. Bravo. No, comunque, diciamo che mi sono tolto anche un sassolino dalla scarpa in quel video, perché conosco, purtroppo, cioè molta gente che conosco purtroppo è effettivamente così come sto dicendo. Vanno lì allo stadio, 2 storielle su Instagram, tutto risolto. Poi della partita chi cazzo se ne frega, non sanno neanche come funzionano i playoff di Serie B, non sanno il Cagliari in che posizione si è classificato. A me fa girare il cazzo quello, perché cosa ci fai allo stadio? Vai allo stadio semplicemente perché vanno tutti, perché adesso va di moda in questo momento, adesso il Cagliari è in finale di playoff, quindi in Sardegna se ne parla, oppure tifi veramente il Cagliari, segui un minimo il calcio, perché ci sta, perché raga io non voglio fare discorsi di tifosi, cioè di tifosi che vanno ogni settimana allo stadio, anche perché io quest'anno non l'ho fatto per motivi di scuola e quant'altro, non sono quasi mai riuscito ad andare regolarmente allo stadio, però qualche volta sono andato. E neanche un discorso del fatto che gente di fuori non possa venire a vedere la partita, perché sono il primo che lo fa. Sono andato quest'anno allo stadio di Bergamo, sono andato a vedere Torino-Cagliari anche con Matti, sono andato a vedere Atletico Madrid-Liverpool, cioè sono andato a vedere un po' di partite e sarei un ipocrita se facessi questo discorso. Anzi, a me piacerebbe molto che magari un turista venisse in Sardegna e decidesse all'improvviso, perché no? Perché non vado a vedere il Cagliari? Tanto e allora, in questi giorni... Ma io non sto dicendo quello, il mio discorso è gente che c'è in Sardegna... il discorso per dire bravi. Però non ti sei mai andato a vedere Olga Torres. Cazzo, c'hai ragione. E lì mi devo stare zitto. Hai ragione. Non so rimedierò. Voi, Rimedierò. Vabbè, io direi, regà, basta con sta cosa dei biglietti. Sì, no, ma infatti mi sembra che c'avevo il tempolino. Andavo in prima elementare quando abbiamo cominciato a parlare di questi cazzo di biglietti. Una roba raccapricciante. A me piaceva molto quel discorso. Io lo so, l'ho notato. Vero? Si notava. Vedevo un trasporto emotivo molto forte, ma ti capisco. Ti capisco perché rosico anch'io, perché io potevo stare in area hospitality giovedì, ma non ci potrò stare. Quindi... Ho sentito. Quindi...
È perché c'è uno sponsor della Serie B, che per sicurezza non dico, che praticamente regala dei biglietti. Aveva contattato un mio amico e l'ha contattato più volte nell'arco di questa stagione per regalare dei biglietti in area hospitality, però io non ci posso andare perché non è fattibile. E ci tengo a precisare, chi regala i biglietti non è una persona che, diciamo, è così segnalata malamente alle autorità giudiziarie, mettiamola così, che negli ultimi tempi c'è stato un clou di persone. No, infatti io te l'ho chiesto quell'ambito. perché ho detto non vorrei mai che Miro non lo No, sapesse. non è quella persona, è un'azienda, è un'azienda. No, tra l'altro veramente quella faccenda sarebbe Io il Cagliari ancora non se ne è accorta a quanto pare, perché o fa finta di non accorgersene. Ma questa persona, cioè, fa delle cose veramente al di là delle mi prendo responsabilità di quello che dico, visto che però, cioè, veramente scrive delle cose ad altre persone, minacce. Boh, io avere sponsor del genere un po' mi fa rabbrividire, vabbè. Contento lui. Beh, sì, no, contento anche chi piglia i soldi da lui, no? Perché se può tenere il suo nome nel nostro stadio, boh, vabbè. Se paga, ci possiamo fare poco, ci possiamo fare molto poco. Ragazzi, fateci delle domande. Fateci delle domande. Miro, ma perché stai Come vedete, sparaflesciando brutto? Cioè, nel senso, ti vedo sparaflesciato. Cioè, l'inquadratura ogni tanto vedo dei flash assurdi. Non so se sono soltanto io a vederlo. Grande Federico, big donation, è per questo che si sfasciava Miro. Grazie Fede. Grazie mille. Questi 5 euro, e ti ringrazio, perché è giusto che voi sappiate che di questi 5 euro tipo il 55% va a YouTube, quindi a noi arriva tipo il 45%. Vai. Però questi 2,40 € che tu mi hai dato li investirò nello stadio del Cagliari. Dai. Un mattoncino, dai. Blackout a casa Mereu, ragazzi. Andato. È inquietantissimo, Oddio. ragazzi. È Fate delle inquietantissimo. Ragazzi, screenate. Cioè, la cosa bella è che lui mi dice che io sfarfallo e poi da lui blackout. Mi sa che era lui che sfarfallava. Sì. Gliel'hai tirato in una maniera impressionante. Sì. No, vabbè, fantastico. Rispondiamo a un po' di domande, dai. Tra l'altro, minchia, 81 persone. Porca troia, il Cagliari deve andarci più spesso in finale playoff. Speriamo che perdiamo e l'anno prossimo riarriviamo in finale playoff a questo punto. Vabbè, guarda che mediamente secondo me conviene di più fare tipo il prossimo anno ci salviamo l'ultima giornata in Serie A. Conviene di più, sai, mediaticamente. Anche. Tanto, grazie ancora, Fede. Veramente. 2 parole sulla mano del press. In che senso? Sulla mano? Come? Non sai... Mi sfugge qualcosa? La mano svelta del press, non ti dice nulla. No. Vabbè, niente, Miro. Non sarai partecipe di questi colloqui internos. Una cosa che sa solo lui, ma possiamo andare avanti. Ma i matti vanno assecondati? No, Gio, no, perché me lo devo pagare io, è una cosa mia. Poi se c'è qualcuno che mi regala i biglietti, quello sì. Ma no. Ce la devo fare io. Una vergogna. Intanto sparisce. Cosa? No. Ma secondo me va tutto bene, non so, secondo me abitano tutti nel quartiere di Andre più o meno. Sì. A Parigi, al Paris Saint-Germain regalano le hostess i biglietti. Vabbè. Le hostess regaleranno qualcosa ai giocatori, mi viene da pensare. E non sono i biglietti aerei?
E non sono i biglietti aerei. Però sono aerei. Io li chiamerei più soffoconi, però so dettagli. Chiamiamola come vogliamo, però secondo me è quello, Il succo, dici. A proposito, ragazzi, ma voi sapete qualcosa riguardo alla Padula? Ma secondo me c'è. Cioè, a parte che quella pallonata che ha preso in faccia gli ha cambiato i connotati facciali, adesso Sì. penso che abbia il naso al posto di un occhio, la bocca dietro le orecchie. Sì. Impressionante. Però effettivamente ha preso una botta alla caviglia. Raga, è andata la via alla luce in tutto il quartiere, ha scritto Andre. Ah, Se sì? torna mi collego. Ah. E meno male che ero io che sfarfallavo. Mazza. Comunque, secondo voi ci sarà? Sì, dai, ma sì, cioè, anche perché il ghiaccio comunque lì te lo metti, cioè è uscito sulle sue gambe, avrà avuto un colpo e il ghiaccio uno se lo mette sempre quando prende un colpo, cioè Una non ci mezza vedo, caga. Spero non di ci sì. vedo nulla di particolare. Poi è chiaro che un giocatore che le gioca tutte, poi alla sua età comunque arrivi alla fine che sei un po' tirato fisicamente, cioè è ovvio. Quindi, però, secondo me lo metterà perché è abbastanza fondamentale avercelo. Tra l'altro, vi volevo chiedere una cosa: voi come la vedete sul doppio scontro? Perché io penso che dobbiamo molto del passaggio in Serie A si deciderà all'andata, secondo me. All'andata, Assolutamente dici? sì. Sì. Se noi all'andata vinciamo non con almeno 2 di vantaggio, per me Eccolo. Meno male che ero io che sfarfallavo, No, ma aspetta, io ti vedevo sfarfallare ma tipo da 20 minuti, quindi ancora prima che la luce qua se ne andasse, nel senso. ma Quindi era il pregresso. No, però è andata via la luce in tutto il quartiere, tipo 5 minuti senza luce. Boh. Ora, dovrebbe essere tornata, vediamo se regge. Va bene, te lo concedo, Comunque è perché ragazzi, ogni non è tanto la che... webcam va fuori fuoco, non so perché. Comunque, che mi sono perso? No, niente, stavo chiedendo voi come vedete il doppio scontro. Magari voi ne avete già parlato all'inizio, però come vedete il doppio scontro? Cioè, se ne avete già parlato, boh, un cazzo, No. niente. Ah, No, ok. no. Sì, no, No. io avevo detto che all'andata bisogna far valere il fattore casa e ho detto anche No, io che... sto dicendo quello. Secondo me si deciderà soprattutto all'andata. Sì. Perché al ritorno, andiamo lì con un pareggio al ritorno, che quindi dovremmo vincerlo, o anche con un 1-0, secondo me abbiamo... Cioè, io già prima di entrare so che mi aspetto di tutto. Quello sì, hai ragione, sì, quello sì. È il motivo per cui ho detto a Miro penso possa confermare, bisognerebbe vincere almeno con 2 gol di scarto in casa. Io l'ho detto Assolutamente subito. d'accordo, Sì, perché poi lì 60.000 che tra l'altro hanno fatto il sold out pure lì a Bari. Sì, è veramente tosta, 60.000 lì. Senti Tommy, ti faccio una domanda. Miro non mi volere male, però tu mi devi rispondere in modo molto sintetico e questa è una premessa doverosa. Ma secondo te a Bari di quei 60.000 sono tutti tifosi baresi o hanno sotto la maglia di Inter, Milan e Juve? Bastardo. No! Plausibilissimo, Ma certo, ma è ovvio. Ma il problema qua in quel caso non si pone perché sono 60.000, è ovvio. Avessimo avuto soltanto non 60.000, ma anche 25-30.000, non staremmo parlando di questo. Certo. Chiaro. Vabbè, Intanto... stadio mezzo rotto, ma almeno a 60.000. Grande Piangirus. Ma poi, scusami, allora, perché io sono rimasto abbastanza basito, no, dal video, sono andato a vedere il video post partita di Papyrus di sabato. Ha esordito complimenti al Cagliari e quindi, vabbè, diciamo che in qualche modo sembrava aver recuperato, no, qualche punto rispetto al post partita dell'andata. Tra E l'altro, poi... scusa Andre, sembra tipo Giulini che appena il Cagliari retrocesso, complimenti a Venezia e Salernitana, complimenti. Sì, esatto.
Ma poi non ho capito, appunto, poi parleremo come giustamente ha citato anche Matti nelle sue storie, nel suo video, quello che ha pubblicato ieri. Ah, poi su Bonni e sul gol di Bonni e sull'episodio vitale torneremo a parlarne, cioè qualquadra che non può. Appunto, quello non era gol. Quello non era gol. Poi, tra l'altro, il rigore di cui si sono lamentati nel primo tempo, ho scoperto dopo perché non me ne ero accorto durante la partita, era fuori gioco Son, tra l'altro, ma nessuno l'ha detto. Era fuori gioco. Poi Dossena è un coglione perché quell'intervento non bisogna farlo, a prescindere. Dossena, infatti, dal mio punto di vista è bene che giovedì si riposi perché lo vedo un po'... Forza Cubi, ragazzi. Grande Cubi. Grande Cubi. Comunque, oggettivamente, di cosa dobbiamo parlare? Cioè, a livello arbitrale penso Orsato comunque, anzi, sabato manca anche probabilmente una munizione a... chi era? Quello che ha fatto il fallaccio su Kurfalidis, che ha fatto un fallaccio da dietro, minimo, ammonizione minimo. Quello era brutto. E poi anche l'intervento di Osorio sull'Uvumbo, che ok, ha preso il pallone, ma intervenire a due gambe in area di rigore in quella maniera, cioè, bravissimo, è da folle, cioè, è da folle. Se lì l'Uvumbo fosse stato un po' più furbo, lì gliela toccava solo, lì era, cioè, era già ammonito Osorio, tra l'altro. Io ho detto semplicemente che lo vedo un po' in difficoltà fisicamente, non ho detto che va tolto, non va più messo in campo, ho detto lo vedo a livello di lucidità un po' meno lucido, perché quello è un intervento che se hai lucidità non lo fai. La munizione che ha preso col pallone che stava andando verso un giocatore che era in fuorigioco, non la prendi mai quella munizione. Cioè si sta dicendo semplicemente che è un giocatore che magari se fino a 3-4 settimane fa non sbagliava niente, ora è un pochettino diciamo in quella fase a livello atletico dove un po' la sta accusando, quindi secondo me è un bene che giovedì non giochi. Poi lo voglio domenica a Bari, lo voglio disponibile perché servirà anche lui, ma ho semplicemente detto che magari un po' di riposo gli fa benissimo, come un po' di riposo gli avrà fatto benissimo a Moncosu, che giustamente dicevamo noi non lo vediamo atleticamente messo bene, sabato non ha visto il campo, e anche lì è stata una scelta importante e forte di Ranieri, nessuno ne ha parlato forse, neanche io, ma insomma è una cosa comunque importante da questo punto di vista da citare. Quindi cioè, io intanto vi propongo questo epilogo, cioè sarebbe veramente prendere gol da Seter, sarebbe veramente imbarazzante. Fossi Radunovic mi porterei una corda, la appenderei alla traversa, farei il cappio e mi impiccherei immediatamente se prendessimo gol da Seter. Detto questo, volevo aggiungere a quello che tu hai detto, Andrea, al tuo incipit riguardo al video di Papyrus, a cui io metto le mani avanti, non ho visto e nemmeno andrò a vedere perché... Ma spara a zero, Miro! Sì, ma non, cioè, non l'ho mai nascosto, io la YouTube Italia calcistica non la guardo, quindi non vabbè, ma sul Cagliari ci sta, dai, Miro. Sul Cagliari, quando parlano del Cagliari ci sta. No, ma ogni tanto qualche video vostro me lo recupero. È raro, devo essere sincero. Non per forza di noi, parlo di altri YouTuber. No, anche se parlano del Cagliari è difficile che li guardo. Però volevo dire che secondo me è molto più grave quello che fa Pecchia in conferenza stampa dopo la partita, che è veramente ridicolo, piuttosto che il video di Papyrus. Cioè, lì veramente si tocca il fondo. Avete sentito la telecronaca dell'amico di Pecchia? Guardate che su Sky abbiamo quello di Sky. Abbiamo assistito... No, io guardavo Elvis Live, sono abbastanza neutri loro. Io da Zone. Io pure da Zone. L'unico siamo gli unici due coglioni che ancora gli danno 30 euro. Sì, esatto, no, 40. No, io Elvis 5,99 assolutamente. Mamma mia. Ma io ho mantenuto da Zone perché sapevamo che tornavamo in Serie A. Vabbè, ma quello è un altro discorso, uno poi ha sempre il tempo per rimetterlo, però dicevo, tra l'altro da Zone, almeno a casa mia, dalle nostre parti, va in un ritardo clamoroso. Cioè io quando guardavo da Zone diciamo nella prima parte della stagione, perché condividevo
l'abbonamento con il babbo, poi visto no è diventato soltanto uno solo, Sì. 2 se eventualmente nella stessa rete wifi. Insomma, quando guardavo le partite su DAZN, almeno da me, ricevevo sempre prima la notifica dell'app piuttosto che di Google, eccetera, sul gol del Cagliari o insomma, comunque sul gol di qualsiasi squadra. Invece con Elbitz devo dire che non succede quasi mai, cioè almeno da me Elbitz è quantomeno regolare, ecco, come trasmissione. Non so a voi A se me con capita. DAZN arriva in simultanea e la maggior parte delle volte però se arriva prima la notifica in effetti. Dicevo quello, cioè arriva sempre, a me arriva proprio tipo, vabbè, forse perché magari non ho una connessione velocissima come quella che hai te a Roma, Miro, ma a me arriva sempre come minimo 30-40 secondi prima, cioè bruttissimo. No, quel lasso di tempo no, a me il massimo 5 secondi prima. Ok, forse perché 30-40 secondi prima no. Forse perché c'è una connessione magari più veloce, può darsi per quello. Sicuramente, No, però sicuramente. con Elvis ti dico, nonostante abbia la stessa identica connessione, quindi non ho cambiato connessione, non ho questo problema, cioè mi arriva sempre comunque pochi secondi dopo. Strano, non capisco perché. Per esempio Giorgio dice Elbitz 30 secondi Vedi, minimo di allora ritardo, però dipende. c'è comunque un costo diverso rispetto a DAZN perché No, 35 euro annuali. ma infatti dicevo, me l'aspetterei più da Elbitz questo discorso. Infatti la cosa che non mi torna è questa, capito? Cioè, quando l'ho notato la prima volta ho detto strano. Cioè, mi capitava con DAZN che spendo appunto 30 euro e mi si blocca di continuo la partita perché a me ogni tanto mi gira. Certo. Elbitz, l'unico problema che ha avuto in questi mesi è stata Modena-Cagliari, che praticamente non si sa bene per quale motivo, i primi 20 minuti non li hanno fatti vedere da nessuna parte, cioè, poi a un certo punto è tornata disponibile la partita, però è stato l'unico diciamo, intoppo che hanno avuto. Però per Ti ha 5,90 anticipato l'epilogo della partita, ha detto è meglio che non la vedi Modena-Cagliari perché... Madonna, hai ragione, erano stati previdenti, è vero, ora che ci Esatto. penso è vero. Era meglio se non me la guardavo. Invece Matti che servizio usa per godersi del Cagliari? Io DAZN e Sky uso. Cioè, DAZN e Sky, ma tu sei un ricco di merda. Poi poi le live io le faccio con Sky perché sennò mi viene tutto in ritardo e mi vedo i gol spoilerati. Però sì, cioè, per la... Cioè, no, io DAZN non lo uso, però per vedere la Serie A, cioè, DAZN ce l'abbiamo. Che ricco di merda. Esatto, cioè Serie A non te la puoi vedere. Sei ribloccato, Andrea. Ah, ok, ragazzi, no, pensavo di essere io. Screenate anche questo. Ci sono, No, ti hai sono. ribloccato. Ma io vi sentivo. Ti hai ribloccato però. Non lo so. Miro ti vuole dissare, Andre, secondo me. Io sì, no, quello che mi fai boicottare. Cioè mi ha invitato per boicottarmi, per questo. No, non lo farei mai. La giornata dei dissing. No, è crashato. È ritornato. No, Miro, ti abbiamo colto con le mani in pasta. Miro con le mani in pasta. Allora. Che cazzo? Miro, sei ribloccato. Guarda dove ha quell'altra mano, Miro. Adesso. Guarda, ne sono riapparso. Palesemente colpevole. Non lo so. Secondo me è Giulini che ci sta tracciando. Casualmente quando Miro mette le mani giù Andrea si blocca. Quando Ho capito, ancora non mi sono imparato a usare il mouse col mento. Purtroppo. Cioè, non ho mai avuto così tanti problemi come in questa live, Miro, cioè veramente. E io mi farei 2 domande. Questo commento, ragazzi, è bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Questo è per intenditori, Mi raccomando, taggaci tutti. Ci devi taggare tutti. E tra l'altro ti ha anche dissato, Matti, perché ha detto non proletario. Ed è vero. Ai Sky e DAZN. Il vostro odio mi scivola addosso. Guarda. Lui ci guarderà dal suo chalet in montagna. In cui parlerà francese perché starà a Courmayeur. No, perché vado a studiare in Francia, ma non cioè, oltre a imparare qua la lingua de merda, ci vai pure a studiare.
Per forza. Sì, quando... Sì, ok, allora... esatto, i poteri forti intervengono. Tra l'altro, questa secondo me è una delle migliori pagine che è stata creata sul Cagliari, perché era bellissima. Era veramente Già bellissima. che la faccia di Gaston Pereira meriterebbe, secondo me. Fantastica. Rimettiamolo. Solo vi perché volevo mi far fa... vedere il mio sfondo. Vabbè, giù, l'avevi detto che lo mettevi. Ah, è bellissimo. Bello. Solo perché c'è il tuo pupillo. Il tuo pupillo. Chi è? Goldariga? No, è il 5. C'è il 5, è il numero 5. È proprio il numero 5. Mo' quando cambia il 6 non faceva ridere, ma io ho messo zitto, vabbè. Ho provato a Non fa' l'ho un capito. siparietto, ma non ci sono riuscito. Non l'ho capita io. Non me so capito manco io. Benissimo. È quello il Chiedo bello. bene, chiedo bene. No, non ti preoccupare, è un problema mio. Lasciamo perde. Ah, oh, questo è un bel commento. No, ma non dopo l'Erasmus andrò in France. Attenzione. L'avete visto il video di Macumba, anche quello? Attenzione. Ha gasato, è lì. Attenzione. Time out. Minchia, quello, cioè, figa, adesso la andiamo a riprendere time out. Siccome dorme mentre fa time out. Non so se Grande sapete da dove è Nunzio. uscito. No. Time out. No, da una gara di NBA che c'è stata, dove praticamente 2 giocatori si sono iniziati a fare time out. Prima gliel'ha fatto uno, poi l'altro ha vinto dell'altra squadra e quindi gli ha iniziato a fare time out. E lui Tra l'altro, complimenti ai Celtic per aver raggiunto la finale playoff, ecco, giusto? erano proprio loro con... Aspetta un attimo. E se ne va. Così. Sparisce Così. nel nulla. Che testa di cazzo. Cioè, io l'ho fatto pure venire in live da me, ma a me che cazzo me canta la capoccia a invitare certa gente, io proprio rieccolo. Sei mutato? Ok. Scusate. Comunque vi faccio conoscere un mio carissimo amico che è entrato. Ciao Luca. Ciao, mi sentite? Sì. Okay, Ciao Luca. No, tra l'altro Ciao Luca. Ciao. conosco tutti perché vi seguo tutti quanti su YouTube e quant'altro, quindi io conosco a voi, ma voi non conoscete a me a parte il Miro. Come ha sentito Papirius non potevo non entrare perché ragazzi mi ha fatto venire una riposo, ragazzi. Poi la mia storia con Papirius è clamorosa. Io lui lo seguivo quando faceva quelle rubriche sul calcio, no? Insomma. Idem. E mi piaceva pure. Poi quando ho iniziato a fare solo Papirius Ultra, avevo seguito la diretta, era Cagliari-Parma 4-3 con gol di Cerri. Lì ho iniziato a capire che è un, senza offesa ovviamente, però dei classici tifosi che guardano solo una squadra e basta. La dimostrazione è stata sia nel post partita dell'andata sia nel post partita del ritorno. Quindi, ma non me ne frega niente, sto godendo come un pazzo ancora e va bene così. No, vabbè ragazzi, quando si attaccano agli arbitri dopo una rimonta di 3 gol, a parte che poi ha detto una cosa, non so se l'avete sentito, ha parlato di karma. Karma l'abbiamo avuto noi, perché all'andata c'è stato quel fallo su Azzi che ha detto, sai cos'è? Il ritorno all'andata, dopo all'andata ha detto sì, ma tanto vedrete il karma, ragazzi, tutti a Parma, vedrete che il karma ha dato ragione a noi, ragazzi, perché all'andata il Parma passò su quel rigore che fa ancora ridere, siamo passati noi, quindi il karma è stato dalla parte nostra, non dalla parte sua. Non mi interessa parlare di Papirius, che sono in ansia già. Io sono 3 giorni che non sto dormendo. Dopo la parità contro il Parma sono 3 giorni che dicono preferisco non parlare di Cagliari, ma non ce la faccio. Ho provato a fare i biglietti, vabbè, lasciamo perdere. Non è stata un'occasione. Infatti ho visto il video.
che c'erano in coda 15.000 era, se non erro, 15.000 o 11.000, adesso non mi ricordo bene, comunque c'era un sacco di gente che era veramente ragazzi in coda e ho detto no vabbè non ci rinuncio, che veramente insomma poi ecco ho prosciutto cotto di Parma, tanto questo è bellissimo. Però non so se avete visto lo striscione che hanno messo nella curva del centro ospiti di Parma con scritto il formaggio più buono è il nostro, cioè ragazzi Assolutamente. quello striscione è clamoroso, bellissimo. Fantastico. Bellissimo. No, dicevo, ho provato a fare i biglietti, ma non è stato possibile, quindi dovrò soffrire a casa come un pazzo. Ha portato fortuna, guardare fino a essere partite a casa, però una sofferenza incredibile. Non soffrivo così tanto da anni per il Cagliari. Sabato scorso credo sia stata una delle sofferenze più proprio, cioè io l'ho detto, proprio mi sembrava di aver giocato da quanto ho sofferto. Poi considera che ho fatto gli ultimi 10 minuti andando e venendo come un pazzo nel soggiorno, cioè sembravo non volevo sentire nessuno, no? Ero proprio in trance veramente agonistico. Gli ultimi 10 minuti li ho visti così, ma non ce la facevo a rimanere fermo. Poi dopo il gol non gol del giocatore del Parma, che giustamente è stato annullato. Luca, anzi, dimmi. Tu quando hai ansia, sai cosa devi fare? Devi guardare questo video. Fai vedere. L'ho visto. Tra l'altro mi ha fatto ridere Nunziolella è bellissimo. Nunziolella che fa time out, ragazzi, è fantastico. No, però dai, adesso ci aspetta. Tra l'altro non so se avete visto, ci saranno anche sostenitori tifosi della Salernitana che andranno a sostenere il Bari. Sono contento. Sono felicissimo che i tifosi della Salernitana andranno a Bari. Non dico nient'altro, ci siamo capiti. Sono strafelice che i tifosi della Salernitana andranno a Bari. Non dico altro, ma non perché ci siamo capiti. Poi leggevo anche commenti su Facebook, mi voglio rovinare. Io quando sono nervoso voglio rovinarmi, vado a vedermi tutti i commenti dei tifosi come Parma. Fatto litigate ovunque, ragazzi. Su Facebook, su Instagram, era Luca contro i tifosi del Parma, quindi mi sono fatto male. Però insomma lì sarà una bolgia. Però come avete detto prima, 60.000 tifosi del Bari? Non lo so. Secondo me sotto ci avranno anche qualche altra maglia, penso. Poi fischia. Cioè, se il dubbio ce l'abbiamo noi con 16.000 persone, figuriamoci 60.000 appunto. Perché anche noi, diciamo la verità, Cagliari si sono viste persone che veramente non lasciamo perdere, cioè che tifano tutt'altro, ma insomma, io ho sempre tifato Cagliari e quando vado a vedere il Cagliari, perché io vivendo a Carbonia, che è un'ora da Cagliari, ho sempre visto persone, anche della mia città stesso, che non tifano Cagliari e vanno a vedere le partite. Hai visto il Cagliari? Ma se tifi Juve, ma dove andare? Ma per dire, scusa Luca, ma tu le pagine Instagram, cioè la pagina Instagram del Cagliari la frequenti? Cioè la sezione commenti. Allora, vabbè, scusate, io qua mi prendo le mie responsabilità. Mi prendo le mie responsabilità di nuovo. Perché qua bisogna fare un appello, perché purtroppo girano queste ragazze, ma non è che il problema è che siano le ragazze che scrivono, chiaramente no. Il problema è ragazze che prima della partita, 2 ore prima, si fanno la foto con la maglia del Milan e con la maglia della Juve, e poi durante la partita sotto ogni post mi devono spaccare le palle con le loro e poi tra l'altro creano anche veramente queste cose, grazie che ci sei tu, ma cosa? Guarda, ma stai zitto, ma mi dai fastidio, ma bloccami. Infatti uno di loro mi ha bloccato, mi arrivano le foto perché i miei iscritti me le mandano, ma bloccami veramente. No, guarda, ti confesso una cosa, io sul mio profilo Instagram, questa ragazza, vedete, profilo privato, non un commento, eccetera, un profilo privato nella sua storia, che era Cagliari con scritto mi frega del Cagliari, no, perché sono qui, non lo so nemmeno io. Ma che cosa vuol dire? Cioè, stai occupando, adesso non voglio fare il guastafeste, ognuno deve fare quello che vuole, però stai occupando magari il posto di una persona che veramente sta soffrendo come un pazzo e vuole vedere il Cagliari lì. Cioè, se non te ne frega nulla, perché ci vai? Cioè, senza offesa, lo stadio è aperto a tutti, però, insomma,
tutte queste partite così. E poi credetemi, ci sono tantissimi tifosi che non sono tifosi occasionali, cioè vabbè, lasciamo perdere. Cagliari ne abbiamo visto Adesso di tutti i riniziamo colori. allora. Tommy, l'hai chiamato tu Luca allora? È un mio, io ho affittato personalmente questo sicario apposta per No, voi, ma io non ragazzi. ce la facevo. Io vi stavo guardando a YouTube, ho detto, siccome con Miro ci conosciamo già da un paio di annetti, e ho detto, devo cercarlo per intervenire perché stanno dicendo cose che sto pensando e le voglio dire anch'io. Ripeto, io sono anni che vado allo stadio. Posso andare ovviamente tutto l'anno perché vivendo a Carbonia, che ripeto è una città che è un'ora, da Cagliari vado quelle 5, 6, anche 7 volte all'anno, salvo poi il periodo della pandemia, problemi che ho avuto a casa e tutto quanto. Ogni volta che vado allo stadio, ragazzi, cioè, io vedo di tutto e di più, cioè, vedo persone, ripeto, anche della mia città che conosco, che tifano Inter, Milan, Juve, vanno lì e cioè, non me ne fregano, cioè, ragazzi. Cioè, il settore, il tifo del Cagliari deve essere riservato al tifo del Cagliari, non voglio fare l'antipatico, ma è così. Cioè, io ho visto anche, e mi rode, non voglio dire parolacce, però mi rode vedere anche l'anno scorso, quando sto a vedere Cagliari-Milan, cioè ragazzi hanno occupato un settore, cioè quello Eri a vedere Cagliari-Milan? Ma ero in tribuna a vedere Cagliari-Milan, tra l'altro non ti dico, in parte che stavo borghese. litigando con un signore milanista a Cagliari, ma di cosa stiamo parlando? Cioè a casa mia vado a litigare con un tifoso milanista. Cioè, ma stiamo scherzando, ragazzi, è una realtà cioè, ma veramente, ma stiamo scherzando. È una realtà con la quale bisogna convivere Scandaloso. quando si ha una squadra che da tantissimi anni che non lotta per niente, che non regala emozioni. Bravo. Sì, Cioè, è purtroppo, ragazzi, è una conseguenza della realtà delle cose, cioè, e sarà sempre peggio. Cioè, ci sono pochi che come me tifano una squadra perché non vince. Quindi voglio dire, la maggior parte della gente gli piace vincere, gli piace andare poi a sfottere quello di qua di là perché ha vinto, ok? E per forza che questa squadra con zero progettualità, zero cose, cioè chi volete che si avvicini veramente perché tifa Cagliari, perché si innamora di certe gesta di quali giocatori che magari... Cioè, ma il problema è anche lì. Io onestamente voglio dire, non è che sia tutto rose e fiori, sia stato tutto rose e fiori tifare Cagliari in questi anni, voglio dire, ne abbiamo viste anche... Quindi, no, forse sono state più anche chi le delusioni fa le scelte purtroppo e bisogna c'è anche da dire come l'Atalanta. L'Atalanta si sta facendo una Matti, gran bella tifoseria in questi anni. scusa Bravo, Matti, ma se bravissimo. tu i nuovi tifosi me li avvicini con un cazzo di fenicottero rosa, No, vabbè, non è che ma io mica sono pro grande, ottima scelta di marketing. ragazzi, Ottima scelta di marketing. Però questo, allora, quello che si mette dentro un fenicottero ha vinto tutto. Cioè, sì. questo chissà quanto prenderà al mese per non fare niente. Per fare così, ciao. La cosa bella è stata che quando c'era la presentazione di questo fenicottero, com'è che si chiama? Pulli. Tra l'altro nome più azzeccato. Basta un ga e cambia tutto. Esatto. Mamma mia. No, comunque, quando c'era la presentazione, hanno fatto anche il trailer da film proprio, capito? Dove c'era un cavolo di fenicottero rosa che, vabbè. Tornando al discorso di tifosi occasionali, io vi ricordo anche l'anno che noi eravamo quarti. Tu aprivi Instagram, vedevi tifosi gente anche che non gliene fregava nulla di calcio. Che Castello, grande Castello, forza Castello, grande Cagliari. Io mi chiedevo, ma io non voglio fare l'antipatico, ma forse ho fatto sfortuna io, perché dicevo, guarda, preferivo il periodo quando eravamo tra Serie A e Serie B, che c'erano veramente i veri tifosi, perché io c'ero quando perdevamo 5-0 con l'Empoli, quando perdevamo 3-0 col Chievo in casa, preferivo quello, invece che magari quei 2-3 tifosi che non guardano il Cagliari o non guardano il calcio, e quel periodo lì, come sta succedendo anche ora, sono diventati tifosi del Cagliari. C'era anche la stagione e beh, ancora sotto contratto Liverani, quindi ma c'è anche Mazzarri. No, Mazzarri mi sa di no. Mazzarri non credo. Comunque c'era anche la stagione 2016-2017 quando eravamo appena saliti in Serie A, che avevamo fatto, era anche stato, cioè nella norma un buon campionato, però abbiamo preso tante di quelle mazzate. Mamma mia, mi ricordo abbiamo preso 5 gol dalla Fiorentina, Napoli, dal Napoli, dall'Inter di Gagliardini, tra l'altro. Al Sassuolo non ne avevano presi 7 tipo 6. Ma fuori casa era la penultima giornata, però
Sì, quando Gio Pedro cacciò Borriello. Sì, praticamente sì. No, Però è bellissimo il Cagliari, Rastelli, perché potevi vincere 1-0, 2-0, ma potevi anche perdere 6-0. Cioè, una roba bellissima qua. Però andavi a giocare le partite contro l'Inter con Cossu come regista, Giannetti sulla fascia. Ragazzi, no, ma Cosu il non Cagliari... c'era l'anno Miro? Non c'era l'anno Miro Cosu. Cosu è arrivato No, l'anno dopo. allora era la stagione dopo. Era bravo, sì, No, era Costa la era stagione andato dopo. dopo. E Giannetti era andata alla Lazio. Io vi volevo dire più che altro il Cagliari di Han, ma ve lo ricordate Han? Quanto era forte Han? Bello il gol Era, col era Torino. una promessa, incredibile. Quanto Ragazzi, era lui forte era Han. veramente forte. Ho sentito un'intervista da poco dell'allenatore del Perugia, ex allenatore del Perugia, non mi ricordo Castori? chi era. Nesta, che l'ha avuto al Frosinone, mi pare. Che aveva detto che era un giocatore che, ragazzi, era fenomenale. Lui aveva un potenziale incredibile. Non è stato valorizzato come doveva essere valorizzato. Poi vabbè, anche lì, come è arrivato a quella trattativa, lasciamo perdere. Però non era scarso, mettiamola in questo modo, non era scarso. Era bellissimo, poi aveva segnato al Torino con la maglia con i 4 muri, era fantastico, bellissimo. Primo coreano del Cagliari, tra l'altro. Forse anche il primo asiatico, se non erro, proprio asiatico. Credo sia stato proprio il primo nordcoreano in nordcoreano Serie A. in Serie A, ok, perché Corea del Sud c'era stato Han, tra l'altro, sempre Han, che ci aveva segnato con l'Italia al Perugia. Sì. Però era del Sud, l'uno del Nord. Però vedo un Matti particolarmente triggerato, perché a te il passato non ti piace, Matti. Te sei più un futurista, sei incentrato sul futuro. Tu vuoi il nipote di Kim Jong-un come prima punta del Cagliari 2039-2040. Bravo. Sì, no, ma io sono concentrato al futuro, infatti stavo pensando che proprio per sfogarmi su questi 500 tifosi salernitani farò un video, sto organizzando il piemontesismo caglieritano con il Braina, che è un mio iscritto che ho conosciuto un po' l'anno scorso, cos'è, ci siamo visti. E allora per le partite ci scriviamo sempre, robe cazzate cose, allora facciamo piemontesismo con il Braina contro i salernitani. Bello. Anche questo campanilismo italico. Il regno sabaudo contro la Campania. Esatto. Sabaudi contro regno delle due Sicilie. Ed è subito seconda guerra d'indipendenza. Bellissimo. Sì, no, ma comunque è vero, a me il passato triggera sempre. Non ho, cioè io lo analizzerei più per arrivare a risultati nel futuro, no? Non come sempre molto fine a se stesso, quando magari anche come bei ricordi. Io sono... Poi vabbè, chiaro, cioè, tipo, uno che adoravo, Cepitelli, non è che adesso non dormo la notte, figa, perché è andato via Cepitelli. Vabbè, adesso Miro dirà, ma vabbè, ci manca. Vabbè, ho capito, ma era un giocatore... Ma chi cazzo lo dice? Ma non lo so, no, io ti ho anticipato, Miro. Io ormai ti leggo nel pensiero, Miro. Mamma mia. Guarda, io sono così con Rossettini, per esempio. A me Rossettini a me piaceva. Sì, a me piaceva. Poi è chiaro che, ripeto, non è che come te piango perché non c'è più, però personalmente a me non dispiaceva, anzi. Caso giocatore da 6, faceva il suo. Non era sicuramente un Thiago Silva o un Paolo Maldini, ma non era neanche un Brocco, cioè come Rossettini e come Cepitelli, secondo me. Poi non lo so. Matti, scatenati. Ma voglio dire, cioè, mi dovrebbe spiegare su quali basi e su che cosa. Cioè. No, perché io l'ho letto diversi... Cioè, non mi piace, ma per quale motivo? Perché non ha tatuaggi, perché non ha il cappello tagliato in modo tamarro? Cioè, per quale motivo? Cioè, ha fatto delle partite dove ha letteralmente... Guarda, il miglior momento del Cagliari, dove ha quelle partite con 4 gol, le partite dove creava tanto, erano andate da quell'asse Azzi Lella, fine. Cioè, Azzi, la migliore mezz'ora con cui si è trovato è stato Lella, e si creava un'occasione da quella partita. Poi, che debba migliorare, ragazzi, ha giocato sino all'anno scorso in Serie C, chi è che non deve migliorare?
Il problema è che non hanno pazienza alcuni tifosi, è quello il punto, ma devono avere È la un pazienza. giocatore che ha una capacità di leggere le situazioni a livello tattico importante. Molto Poi bravo, tecnicamente bravissimo. magari non è un mostro, ma secondo me è uno che da alternare ad una figura come De Jong ci sta assolutamente. Ragazzi, teniamo conto che lui è arrivato è il primo anno di B, come hai detto tu, a Cagliari, una piazza che comunque a inizio stagione non ti girarci intorno, puntava a salire di diritto, una piazza comunque Cagliari per la B grossa. Ho sentito anche criticare Kurfalidis, ma Kurfalidis, ragazzi, è prima stagione professionista, cioè, di cosa vogliamo parlare? Cioè, ragazzi, bisogna anche aspettarli questi ragazzi. Io ripeto, secondo me Lella è bravissimo tatticamente, secondo me tatticamente è fortissimo. È un po' come, ragazzi, un po' come De Jong, cioè De Jong, ragazzi, è stato stracriticato, forse anche magari a volte giustamente, per carità. Io non voglio fare adesso l'esperto di turno, io non ho mai detto che era un drago, ma non ho mai detto neanche che era un bidone De Jong. E secondo me, ora come ora, dico che senza De Jong in campo il Cagliari fa molta fatica praticamente. L'Iniesta di San Gavino, l'Iniesta di San Gavino. L'Iniesta, no, ti dirò di più, il Busquets di San Gavino, perché lui fa il Busquets di San Gavino. Bravo, Busquets ci fa di più, perché Iniesta comunque sapeva dare del tuo al pallone. Bravo. Però anche De Jong sa dare del tuo al pallone. No, dai, oggettivamente sono d'accordo con Luca, cioè nel senso, tatticamente il lavoro sporco che fa De Jong, se non c'è De Jong, appunto, o se non c'è Lella non lo fa nessuno. Infatti martedì scorso contro il Parma, l'abbiamo visto nel primo tempo, il centrocampo era in mano del Parma, con Bernabé, Esteve e Steves, quella gente lì, nel senso, non è che stiamo parlando di fenomeni. Per cui effettivamente un De Jong, un Lella, come diceva Matti, giustamente anche Luca, ci deve essere. Cioè uno che ti fa il lavoro sporco, perché non c'è bisogno sia di chi sa trattare il pallone, quindi sa dare del tuo al pallone, ma c'è soprattutto bisogno anche di chi fa il lavoro cosiddetto oscuro. Poi certo, De Jong sicuramente sbaglia tecnicamente a partita, passaggi, cose varie, però insomma sono più le cose buone che fa. Bravo, di quelle che stavo per dirlo sbaglia. quello, Andrea. Ma però, poi tieni conto anche di una cosa, che De Jong, a parte che è fortissimo negli inserimenti, questo bravo, quello che volevo dire anche io, bravo. Questo è stato detto già da quando eravamo in A, tra l'altro. Sì. Seconda cosa, è un po', parliamo un po' del passato, vogliamo mettere un Biondini, ve lo ricordate Biondini? Cioè, Biondini esatto, ma sì. Biondini era stracriticato quando era arrivato, era scarsissimo, era un bidone, era un asino, però toglievi Biondini, cioè non c'era più filtro a centrocampo, cioè la palla passava da una parte all'altra. Con Biondini in campo, che faceva quello che non si vedeva, il classico ruolo del giocatore che non si vedeva, il risultato arrivava. E anche Biondini era diventato forte negli inserimenti. Vedi gli anni di Allegri, secondo me. Poi, il gol che non sto paragonando. Juventus di Claudio Ranieri sul cross, mi pare, di Cossu o di Fini, non mi ricordo, insomma, è tanta roba. Sì. No, ma infatti secondo me, guardate che c'è De Jong e stesse cose Lella, io ho detto a Lella che per me lui è l'alter ego, cioè lui deve veramente prendere da De Jong le cose che magari gli mancano. Bravo. E secondo me tecnicamente è anche leggermente meglio rispetto a De Jong, mi convince di più. Però De Jong, la caratteristica secondo me più importante che c'ha per avere quel fisico sono i tempi di inserimento. Cioè De Jong fa dei gol e arriva sul secondo palo con una facilità incredibile, e l'altro, l'unico che riesce ad avere quei tempi di inserimento è Lella per le partite che ho visto io, e non è uno che ti lascia i buchi dietro, come non ti rilascia De Jong, perché sono quei giocatori che sanno quando sganciarsi e quando c'era De Jong. No, ma è chiaro, cioè. E poi ripeto, è quel giocatore che io in squadra lo terrei sempre, anche in Serie A, poi sempre. Non è che a 34-35 anni mi tengo ancora De Jong che magari è fermo piantato, però sempre in condizioni fisiche accettabili. Sì, ma poi io sono andato allo stadio e vabbè, lasciamo perdere, ho sentito urla e grida su De Jong, su... Sì, no, ma Ce ne sono state... Ma mi arrabbiavo, ma sai cosa? Io mi arrabbiavo, mi dava fastidio, ma sai perché? Perché è un ragazzo che è stato stracriticato, non ha mai detto mezzo ba, non è mai andato contro il pubblico e c'erano state occasioni per andare anche contro, sportivamente parlando, magari dire adesso non parlate, eppure esatto. È sempre stato lì ad andare a esultare con i tifosi.
mai una parola fuori posto, sempre zitto, andava in tribuna, andava in panchina, lo davano in prestito, mai mezzo bar, mai niente di niente. E adesso si sta caricando la squadra davvero leader, perché secondo me adesso è un leader, perché poi lui è sardo, quindi la sente sua quella maglia. A livello spogliatoio, poi, sì. Certo. A livello spogliatoio De Iola sta diventando veramente un leader, e poi Cagliari, la storia, cioè ragazzi, i giocatori più importanti sono diventati quelli più forti. Cioè, torniamo indietro, se andiamo a leggere la serie di Conti, quando è arrivato Conti, ragazzi, non lo voleva nessuno Conti a Cagliari. C'era l'intervista che gli hanno fatto su Galleria Progetti, che è Vittorio Sana che l'ha fatto l'intervista. Ha detto, un tifoso gli aveva detto a Conti davanti a un semaforo, ma sei venuto in vacanza in Sardegna, che non stai giocando nulla. E guarda poi Conti cosa è diventato. Cioè, quindi, insomma, meglio criticarli a questo punto, perché o poi alla fine diventano buoni giocatori. Ma anche lo stesso Perez, ragazzi, io ho visto critiche allo stadio su Perez, cioè stoppa un pallone, svegliati, non si riviene. Uno dopo 2 partite, letteralmente, dopo 2 partite. Sì, ma poi uno psicologicamente le sente. Come Lella, quando ha sbagliato quello stop contro, non mi ricordo che partita era, una delle ultime in casa, che poi abbiamo vinto, anche perché lo sentono, i ragazzi lo sentono. Cioè, io non so cos'era, con la Ternana, forse? Forse con la Ternana. Ma lì perché a vederla, sì. Ma lì perché l'ha sbagliata? Ma perché psicologicamente è un ragazzo, cioè vogliono fare i professionisti, ma lo sentono, gli insulti li sentono. Quindi dico sempre, pazienza. Sì, non sarà sicuramente, perché è il primo anno in B, come abbiamo detto prima, non sarà sicuramente pronto al 120%, ma non è neanche così brocco come dicono, secondo me. Ma certo. Tatticamente è molto bravo, così come De Iola, come era De Iola prima e guarda De Iola adesso. E ricordiamo poi De Iola che il primo anno di B, l'anno che c'era Rastelli, non ha sfigurato, secondo me, anzi, tutt'altro. Aveva anche segnato all'esordio. Anzi, con un Eurogol. Bravissimo. Contro il Crotone. Sì, solo perché si chiama De Iola è stato criticato, ragazzi. Adesso, e anche lui non è un tamarro, è un ragazzo per bene, che risponde. Perché qua piacciono invece i giocatori che mandano gli agenti a sparare merda sul Cagliari da anni, però quelli no. Beh, a guai a toccare. A me dispiace, Frecciatina qua. No, ma cioè, al di là delle prestazioni sportive, che secondo me ne abbiamo parlato prima, sono deludenti di quel giocatore quest'anno. Poi tolto che sta facendo dei grandi playoff e speriamo continui anche in finale. Esatto. Ma io ho giocatori così che hanno agenti che sparano me. Cioè, ma ragazzi, veramente, ma sono successe delle cose. Se io voglio adesso fare, quando Nandez se ne andrà, riprendere tutte le dichiarazioni dei suoi agenti da quando è arrivato. Ma poi un bombardamento continuo ogni 6 mesi. Ma non è ammissibile. Ma dove cazzo siamo? Ma una giungla? Cioè, veramente... Ma lui da quando è arrivato, che dicono che deve andare via, è una telenovela che veramente infinita, veramente fastidiosa, ogni 6 mesi poi. Cioè, magari, vabbè, a gennaio si placa un minimo, no, anche a gennaio un'altra ennesima rottura di palle, sempre poi. Sì. Però un giocatore che andava venduto 2 anni fa, che il Cagliari non è riuscito a vendere, cioè Giulini ha rifiutato un paio di offerte che magari potevano essere anche interessanti. Adesso il Cagliari è difficile che riesca a venderlo come vuole venderlo Giulini. Stessa cosa Rog, per quello che poi secondo me sono rimasti. Pavoletti il discorso, però alla fine Rog è una questione diversa, dai. Vabbè, sì, certo, anche per la condizione fisica, certo, cioè Rog sicuramente, considerando gli infortuni che ha avuto e quant'altro, non aveva il mercato di Nandez, insomma. Quello sì, certo. Aveva un'offerta dalla Samp che poi ha fatto bene a non accettare alla fine, per come è andata a finire. Come è andata. No, vabbè, Nandez non si discute, perché poi ragazzi, come giocatore sta veramente facendo, anche col Parma, ragazzi, ha corso tutto campo, cioè non si discute. Il problema è che siamo davanti a una telenovela che non ha fine. La cosa che mi fa arrabbiare, per quanto ami Nandez, non parlo del giocatore, ma parlo più del procuratore, di cosa c'è dietro, è che sì, elogiano certi giocatori e chi invece sta zitto, lavora e non parla viene criticato. È questo che mi dà fastidio. No, ma infatti il ragionamento di Matti è giusto, nel senso, nel senso, al di là di Nandez, di quello che fa in campo, però effettivamente sarebbe da elogiare appunto gente come De Iola, ad esempio, che è uno di quelli che, come dicevi te Luca,
qualsiasi cosa, prestiti, tribune infamate da parte del pubblico, non è che poi quando magari segna trova l'occasione per zittire appunto il pubblico, come ad esempio fece Pavoletti contro il Perugia in un momento in cui stavamo andando di merda e Pavoletti ebbe il coraggio di prendersela con i tifosi che lo stavano criticando, e perché ha fatto 2 gol del cazzo contro il Perugia, allora si sente nelle condizioni di dire no, come ho fatto gol e mi date contro. Minchia, stiamo a 3 punti dalla zona play-out, cioè nel senso, ma che cazzo, cioè, capito? Per cui sono d'accordo, cioè effettivamente bisognerebbe trovare un equilibrio nei giudizi chiaramente dei giocatori. Infatti io non voglio fare il cattivo, io amo Pavoletti per quello che ha fatto, certo, ma anch'io uguale. Anche Miro. Non voglio fare il cattivo. No, ma aspetta, Miro mi dà la ragione per quello che sto per dire. Non voglio fare il cattivo, ma per me il capitano, questa stagione, il vero capitano è Alessandro De Iola. Senza se e senza ma. Lo dico da anni. C'è stato. Dai, è stato troppo rotto secondo me De Iola. È stato fuori figa a metà stagione. Il vero capitano è De Iola. Il vero capitano è Alessandro De Iola, sia per quello che dà in campo, che sia per quello che dà a Cagliari, cioè ragazzi, è un giocatore veramente fantastico, perché si butta su ogni pallone, combatte. Poi ragazzi, sul 2-0 contro il Parma non c'era De Iola nel primo tempo, si è visto, Poi come è entrato De Iola, Vasquez gli ha messo la muserola, Vasquez non ha fatto più niente. Ragazzi, però queste cose non vengono dette, perché? Perché si chiama De Iola, non si chiama Nandez, non si chiama Fernandez, non si chiama... Torniamo sempre lì, capito? Poi io non dico che Nandez sia scarso, tutt'altro. Nandez secondo me è stato oro averlo quest'anno in B e lo sta dimostrando, perché è un giocatore che non c'entra nulla con la Serie B secondo me. Però bisogna anche elogiare, ripeto, chi non parla e lavora solo. De Iola, Lella, lo stesso Dossena, ragazzi. Dossena è arrivato dalla C, quando è arrivato nessuno se l'è minimamente, fatemi usare il termine, cagato, e ha fatto una stagione straordinaria. E secondo me, dopo anni a Cagliari abbiamo un reparto fortissimo che è in difesa, abbiamo tanti ricambi ottimi. Abbiamo Dossena, abbiamo Altare, abbiamo Goldaniga, abbiamo Obert, cioè ragazzi, per non parlare poi degli esterni, vabbè, Zappa, Di Pardo, eccetera, eccetera. Però dico, a livello di centrali siamo veramente fortissimi. È proprio vero che chi non viene cagato poi nel corso dell'anno risulta il più forte, risulta quello che ha fatto meglio la stagione, e quest'anno lo stiamo vedendo. Poi vabbè, Ranieri ci ha messo il suo, perché anche Macambù, ragazzi, non dimentichiamoci che Macambù vedevamo le qualità, ma non è il Macambù di adesso, quello che era prima, e ci ha messo parola, ci ha messo anche il zampino Claudio Ranieri. Però cioè, ragazzi, secondo me, ripeto, chi non viene criticato quest'anno sta veramente facendo una stagione straordinaria, e aspettiamo anche Lelle, aspettiamo Perez invece di criticarli. Come hanno detto prima, dopo 2 partite ho criticato Perez, 2 partite giocate tra l'altro in 10, 15, 20 minuti, cioè ragazzi, su, siamo stati abituati male, quello è il punto. Ragazzi, io andrei in conclusione perché abbiamo fatto quasi 2 ore di live, e a risposta secca vado in ordine, salutate e rispondete a questa domanda, poi finiamo la live. Quindi io intanto ringrazio Tommy per aver partecipato. E secondo te Macumbu, se andiamo in Serie A, e ribadisco il se, può essere un giocatore titolare? Se fa come il fine della stagione, sì. Ok, vuoi salutare? Saluto tutti ragazzi, vi voglio particolarmente bene, ci vediamo nella prossima puntata. Particolarmente, non bene, ma particolarmente. Ok, onesto. Te, Andre? Nel ruolo di mezzala credo che si meriti assolutamente una chance come titolare. Poi è chiaro, il campionato di Serie A nel caso è un altro campionato, vediamo, però assolutamente si meriterebbe la conferma nel ruolo di mezzala. Ecco, come regista sicuramente va preso qualcun altro. Un saluto a tutti e grazie per essere stati in nostra compagnia. Vedi Tommy come si fa lo youtuber, che non gliel'ho dovuto ricordare, lui è andato spedito. Ma mi hanno tirato oggi fuori dal sarcofago, sono un mese senza fare video. Sì, un attimo di pazienza, mamma mia. No, devo riprendere confidenza. Rapido, devi essere rapido, come nel prendi i biglietti. Non sei stato rapido. Che noioso, mamma mia.
cioè adesso dopo tutte queste regole del tuo canale è l'ultima volta che vengo questo. Non ci credo manco si te vedo, guarda, non è possibile. Ragazzi, segnatevelo sul calendario, quello che ho detto. No. Non ci crede nessuno, Tommy. No, tanto mi arriverà un messaggio, prima o poi mi dice Miro, se fai la live io ci sono. Mannaggia a me, mannaggia. Luca. Sì, secondo me sì. Anzi, ti dirò di più, secondo me Ina può fare anche meglio. Perché per il gioco che ha Macambù, sempre se fa come fine di stagione, sia ben chiaro, però per il gioco che ha Macambù, che è un gioco comunque da 2 tocchi, dribbling secco, sai, in Serie A c'è più ritmo, secondo me un giocatore del genere può fare anche meglio rispetto alla B. Quindi dico di sì, parere mio. Poi. E un saluto a tutti, ovviamente. Incrociamo le dita, non dico altro. Grande Luca. E Celso. Tra l'altro, posso dire, non c'entro un cazzo col Cagliari, ma mi ha stupito perché mi ha un po' spiazzato. Hanno esonerato Maldini e Massara. Sì. Davvero? Sì. Cacchio. Sì, Sì, era Maldini e Massara. L'importante è che non esonerino Nereo. Anche perché un comodino non si può esonerare. Al limite lo smonti. Bravo. Lo rimonti, ma non lo puoi spostare. La tua incompetenza, Miro. Allora, niente. Un caro ma saluto tu ora mi lecchi il glande che da settembre che ti dico che Macumbu era un signor giocatore. Miro, le tue valutazioni erano basate sui capelli. Ciao ragazzi. Ma vaffanculo. Ma non hai risposto alla domanda comunque. Qual era? Macumbu se può inserire. Certo, scusa, con tutta la propaganda che gli sto facendo. Giusto. Coerente. Bravo, mi sei piaciuto. Ma io so che tu in realtà hai detto giusto solo perché lui parla francese. Scoperto. Attenzione. È casato. Mamma mia. Bene. 2 secondi che parli francese e so già 3 mesi che non te fai il bidet, che schifo. Vabbè, fammo il time out anche noi adesso. Sì, adesso time out. A posto. Screenate, ragazzi. Screenate. Qualcuno screenni? Guarda le Celso. Screenate e taggateci tutti, mi raccomando. Taggate anche Lella a questo punto, dai. Certo, dovete taggare anche Lella. Tra l'altro, Matte, come minimo lo dovevi fare con la maglia di Lella. Vero. Proprio con al contrario, proprio la maglia al contrario. Ah sì, questa è qua. Vai, rifacciamola, vai. Ma la fai? Devi indossarla però. No, minchia, viene fuori ma dai, su, viene un bordello. Ma che bordello, dai! Spia Federal sì, la maglia di Lella no, ma come cazzo funzioni? Prego? Mamma mia. Dai, va bene così, dai. Vai, rifacciamo. Così. Vai. Mi raccomando, screenate. Bellissima. Mamma mia, arte. E dopo questa, oltre che a darci la 104, la mandiamo a Papilius questa. possiamo pure andare a dormire. Quindi grazie a tutti ragazzi, grazie a voi che ci avete seguito e ci avete sopportato e supportato. Tra l'altro mi è arrivata una notifica di Instagram, già ci hanno taggato, credo. Grande, sì, mi è arrivata anche a me. Già ci hanno taggato. Però forse non è quella con la maglia di Lella, forse era la prima. Cancellare. Guarda un po', Miro. No, è solo per te. È solo per te. Per me. Ah, è quella dove... ok, sì, ho capito. È questa qua. Tra l'altro eri inquietantissimo qui. Fantastica, epica. Bellissima. E niente ragazzi, buonanotte a tutti, sempre Forza Cagliari, assolutamente hai gasato tantissimo, infatti te lo stavo per scrivere, grande. Top gase. E niente, ci vediamo alla prossima. Un bacione, buonanotte ragazzi. Buonanotte ragazzi. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.